Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. La nostra edizione straordinaria l'avevamo annunciata ieri perché oggi è il giorno delle proteste, dei cortei, dei blocchi, dello sciopero generale di CGIL e sindacati di base per Gaza e per la flottiglia dopo il blocco della flottiglia. Una Italia insomma che fa i conti oggi con 100 cortei almeno nelle principali città italiane, con uno sciopero che il garante ha definito illegittimo ma per mancato preavviso, ma il sindacato, la CGIL, i sindacati di base hanno detto presenteremo ricorso, andiamo avanti lo stesso. Cortei in tutte le principali città anche del Veneto e poi gli annunciati blocchi per i quali potrebbe alzarsi il livello di tensione. A Padova l'Interporto, soprattutto tra Venezia e Mestre, 2 cortei per bloccare il Ponte della Libertà. A Tiene la minaccia di bloccare il casello dell'autostrada e poi, lo dicevamo, apriremo uno sguardo un po' sui cortei principali nelle città del Veneto. Che giornata sarà? Ve lo racconteremo in diretta con i nostri inviati. Ringrazio Francesco Cerone e Alberto Pivetta in regia. Avremo con noi in studio anche 2 ospiti per ragionare sul tema di queste manifestazioni e forse anche per parlare di qualcos'altro. Grazie per essere con noi. Antonella Tocchetto, Partito Democratico, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Riccardo Barbisan, Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Vice segretario regionale, oggi è il giorno in cui si interseca anche la politica perché c'è l'attesa in mattinata della ufficialità del nome del candidato del centrodestra, che dovrebbe essere Alberto Stefani, e quindi in questa giornata intensa si incrocia anche la politica. Allora, prima di entrare nel tema degli scioperi, delle manifestazioni, di quanto sta accadendo, facciamo subito un rapido giro come sempre con i nostri inviati. Sono tanti in giro per il Veneto. Partiamo da Venezia con Filippo Fois e Edoardo Paris. Allora, a Venezia parte il corteo da Campo Santa Margherita, che poi dovrebbe trovarsi con il corteo, e lo vedremo fra poco, che parte dalla stazione di Mestre per bloccare il Ponte della Libertà. Filippo, partiamo da te. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Noi siamo a Campo Santa Margherita e adesso, come vi farà vedere Edoardo Paris, il campo è già completamente stipato di manifestanti. Sappiamo che il grosso, comunque ci hanno detto, si trova a Mestre. Campo Santa Margherita però, come potete vedere da queste immagini, è pieno. Ci sono tantissimi studenti universitari, ci sono rappresentanti di diversi partiti politici, ci sono anche semplici cittadini e naturalmente ci sono anche rappresentanti dei sindacati e di persone che oggi stanno osservando lo sciopero generale. Noi ci troviamo a circa 10 minuti a piedi da Piazzale Roma, il che significa che per raggiungere il Ponte della Libertà qui non ci vorrà molto tempo, molto di più ce ne vorrà da chi parte da Mestre, dove le distanze sono di chilometri, il che significa che il luogo in cui ci troviamo rimarrà per un po' di tempo un presidio prima di muoversi verso Piazzale Roma e vedere se si riuscirà ad occupare il ponte. Il condizionale è d'obbligo perché comunque non c'è una certezza totale che questo sia possibile, però da quello che ci dicono teoricamente dovremmo salire sul ponte, non dovrebbero esserci opposizioni, insomma resistenza da parte delle forze dell'ordine. Direi che per ora da Venezia sì. Aspetta, ieri c'è stato il Comitato Ordine Pubblico, si è capito qualcosa? Su quello che si può e non si può fare? Da quello che mi dicono qui si può fare, cioè si salirà sul ponte e si occuperà il Ponte della Libertà. Ok, allora veloce flash. Però naturalmente ma non c'è una certezza totale. Allora, poi sentiremo le voci in campo, però il primo giro che facciamo è per vedere la situazione. Allora, Filippo Fois, da Filippo Fois ad Ilaria Marchiori, che si trova all'estremo opposto a Mestre, lo diceva Filippo, qui la partenza sarà fra pochissimo perché ci vorrà un po' di tempo per raggiungere il Ponte della Libertà. Ilaria Marchiori con Simone Merlo, buongiorno. Sì, eccoci qui, buongiorno Nicola, siamo qui
Stiamo per partire, ci troviamo alla stazione di Mestre e la direzione è quella, come abbiamo anticipato anche nei giorni scorsi, del Ponte della Libertà, con l'obiettivo di bloccarlo. Come vedete alle mie spalle è pronto il corteo, pronto per partire. Li vedete, sono già tantissimi manifestanti. Qui insieme a me c'è Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Allora, innanzitutto stiamo per partire, quale sarà il percorso, qual è l'obiettivo? L'obiettivo intanto è uno sciopero generale che deve riuscire, sono moltissimi lavoratori che stanno arrivando qui al corteo, è una giornata straordinaria che dimostra come lavoratori, cittadini si stiano unendo alla battaglia per fermare la strage del popolo palestinese e per chiedere al governo di fermare la spesa in armamenti. Quelle risorse servono per salute, istruzione e pensioni e non per le armi. Per questo faremo una grande manifestazione in direzione Ponte della Libertà. Ecco, sono circa 5 chilometri per arrivare lì al ponte. Vediamo anche, grazie a Simone Merlo, alle sue spalle le forze dell'ordine già pronte per seguire il corteo. Ricordiamo anche Giordano, l'ultima volta quando c'è stato il blocco del porto c'è stato anche qualche parapiglia, fortunatamente che si è concluso senza episodi drammatici, però la polizia aveva anche utilizzato gli idranti in quell'occasione. Ma oggi assolutamente è una manifestazione pacifica che non vuole assolutamente danneggiare la città, ma vuole bloccarla per fare in modo che non si resti più indifferenti, in silenzio, e che anche le istituzioni del nostro territorio prendano una posizione chiara. Non è il momento di parlare di equidistanza, serve in questo momento garantire non tanto l'esistenza giusta dello Stato di Israele, ma serve garantire la sopravvivenza del popolo palestinese. Allora, avete sentito, il corteo Ilaria. sta per partire, noi lo seguiremo. Sì? Allora, se puoi chiedere a Giordano il fatto che il garante abbia definito illegittimo questo sciopero per mancato preavviso, ma voi andate avanti? Illegittimo questo sciopero per mancato preavviso, ma voi andate avanti. Ovviamente noi impugneremo la decisione del garante. Oggi era già stato proclamato un altro sciopero, lo chiarisce la stessa Presidente oggi in un'intervista. È assolutamente legittima lo sciopero di oggi, l'adesione dei lavoratori, nessuno può essere sanzionato. Noi comunque impugneremo la decisione e vedremo cosa deciderà la magistratura. Ecco Nicola, solo qualche altro secondo. Ricordiamo che ieri sera è stata posizionata anche la bandiera sulla finestra del municipio di Mestre. Ci sono stati presidi, cortei anche ieri sera e hanno posizionato questa bandiera proprio lì. Ma noi avevamo fatto la richiesta al Consiglio Comunale di esprimersi in merito a questa scelta. Purtroppo maggioranza e opposizione non hanno trovato un accordo su questo e la maggioranza ha scelto di andare a una mozione molto generica che non è in linea con quello che sta accadendo e non risponde a questa voglia della città di prendere una posizione. Noi avevamo chiesto espressamente che fossero le istituzioni a fare questa scelta, perché in questo momento, come quando è stata esposta la bandiera dell'Ucraina in solidarietà a quel popolo, è il momento di dare la stessa solidarietà al popolo palestinese. Benissimo, allora bene Nicola, se non ci sono altre domande io restate collegati. ringrazio Daniele Giordano, noi iniziamo a seguire il corteo. Perfetto. Allora noi andiamo adesso, chiedo un attimo di cortesia e di attesa ai nostri due ospiti, ma faccio il giro. Andiamo a Padova dove Chiara Gaiani e Sandro Ponchio ci racconteranno quello che è l'intento dei manifestanti, cioè di bloccare l'Interporto, un po' sulla maniera di quanto accaduto a Marghera il 22 di settembre con il blocco del porto di Marghera. Qui potrebbe esserci qualche problematica se verrà impedito l'accesso, l'uscita e l'entrata delle merci. Chiara? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori e ai tuoi ospiti. Con Sandro Ponchio ci troviamo davanti all'ingresso del mercato agroalimentare di Padova e proprio qui, da qui dovrebbero partire i manifestanti che in questo momento si stanno radunando dall'altra parte della città, in via Fra Paolo Sarpi. Come vedete dalle immagini del collega Sandro Ponchio si stanno preparando gli agenti della polizia, il reparto mobili, i carabinieri che sono alle mie spalle, c'è presente anche la Guardia di Finanza, la polizia locale
locale ha isolato un'area del parcheggio. La distanza tra il mercato agroalimentare di Padova e l'Interporto è davvero breve, è poca. Vi faccio vedere anche dove siamo, Corso Stati Uniti, come potete vedere dalle immagini, a un brulichio di auto e di camion. Siamo nella zona industriale di Padova. Qui alle 10 dovrebbero arrivare i manifestanti che, come dicevi tu, hanno annunciato a ripetizione il tentativo di blocco dell'Interporto. Un blocco dell'Interporto che in realtà c'è già stato ieri pomeriggio. 23 manifestanti di Extinction Rebellion si sono incatenati davanti all'Interporto e poi sono stati portati via a forza dalla polizia e portati in questura. Sono scattati fogli di via per manifestazione non autorizzata e il corteo che ieri sera ha invaso le strade di Padova si è proprio radunato sotto la questura in piazzetta Palatuccio. Ecco, direi che per ora la situazione è tranquilla e ti restituirei la linea in attesa di riprenderla all'inizio della manifestazione. Perfetto, grazie Chiara Gaiani. Allora andiamo a Tiene da Marta Zatta, perché lì c'è un altro blocco previsto, almeno annunciato, quello del casello dell'autostrada. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno, ci troviamo proprio alle mie spalle il casello autostradale di Tiene. Da ieri sera è stato lanciato l'appello attraverso i social da parte della comunità studentesca, dei centri sociali, di un ritrovo proprio qui al casello per bloccarlo proprio con i corpi dei manifestanti. Al momento però la situazione è ancora calma, però la polizia, come possiamo vedere, è già schierata, pronta a intervenire, ma al momento dei manifestanti ancora non c'è nessuna presenza, quindi per il momento tutto calmo, ma ci risentiremo per ulteriori aggiornamenti, perché ovviamente seguiremo tutta la situazione. A voi la linea. Perfetto, e poi ci sono i cortei come quello di Treviso che è partito dalla sede della CGIL. Vi faccio anche vedere le immagini dal PC ed ha attraversato il cavalcavia. Eccolo qua, queste sono le immagini che ci ha girato il nostro Cristian Arboit qualche minuto fa, e adesso si trovano, credo, nella zona della Palla di Ferro, o no, forse già in Calmaggiore. Allora, Cristian. Sì, Nicola, ci stiamo avvicinando al cuore di Treviso, ci stiamo avvicinando a Calmaggiore. Come vedi, le persone, il corteo che avete visto nelle immagini, partito da Via Dandolo questa mattina, sede della CGIL, ha preso forma e sostanza. Sono migliaia le persone che sono scese in piazza. È un fiume che si ingrossa man mano, siamo già sulle 2.000-3.000 presenze. Gli organizzatori parlano anche di una presenza maggiore, c'è chi mi dice 5.000, comunque i conti si faranno alla fine. All'inizio quindi il corteo della CGIL è partito da Via Dandolo alla Palla di Ferro, si sono unite tante altre sigle, i centri sociali, la rete degli studenti medi. È una manifestazione al momento assolutamente pacifica, colorata, tanta musica e tanti slogan. Qui con me, la saluto e la ringrazio, Gaia Righetto, anima dei movimenti sociali trevigiani. Com'è questa mattinata? Siete in tanti? Sì, siamo in tantissimi e questa è la dimostrazione che l'equipaggio dal basso ha veramente il bisogno e la voglia di provare a bloccare il genocidio. Se non sono i governi, sono le persone, sono gli studenti e le studentesse, i lavoratori e le lavoratrici, anche i bambini e le bambine. Ieri c'erano dei bambini e delle bambine che hanno detto oggi scioperiamo, se non lo fanno i nostri insegnanti lo facciamo noi, però anche tantissimi docenti sono qui in piazza insieme a molti altri settori lavorativi, e questo è un messaggio chiaro al governo sia di questa città sia di questo paese. Bisogna prendere posizione contro lo Stato fascista e genocida di Israele, perché quello che sta succedendo e la storia è dalla nostra parte, e non si rendono conto che facendo così stanno semplicemente sostenendo coloro che sono esattamente i figli dell'Olocausto, perché questo è quello che sta facendo Netanyahu, non è diverso da quello che ha fatto Hitler, e noi abbiamo la necessità e il dovere di muoverci. Allora Cristian, ascoltami Cristian, prima che mi ridai... Accederete ora logisticamente? Continueremo il corteo, ritorneremo verso la stazione per attraversare tutta la città
città e far conoscere a tutti i cittadini che oggi sono a Treviso, ai visitatori, a chi oggi viene a Treviso, che c'è una parte della città, una parte degli studenti, dei lavoratori che non sopporta più quello che sta accadendo in Palestina, che si oppone al genocidio, che si oppone alle morti in mare dei migranti, che si oppone a tutte le violenze che la nostra Italia e la nostra Europa compiono nei confronti dei più deboli, perché oggi i più deboli sono i palestinesi. Se mi ridate un attimo la linea, volevo tornare da Venezia. Allora, Cristian, non so se mi sente però. Cristian, scusami, solo una cosa. Mi senti? Cristian, non so se mi sente, perché volevo che ci raccontassi anche di qualche problematica che c'è stata in qualche scuola stamattina. Casomai me lo racconta dopo. Allora, fra poco torniamo a Venezia perché si stanno muovendo, anzi mettetemi le immagini di Venezia con il corteo che si muove. Volevo un attimo sentire anche i nostri ospiti. Allora parto da Barbisan. Che effetto fa vedere tutta questa mobilitazione? Sicuramente quello che sta succedendo in Israele e Palestina non lascia indifferenti nessuna persona di buona volontà può rimanere così indifferente a quello che è successo e quello che sta succedendo. La domanda è se lo sciopero generale, che è uno strumento che nasce per tutelare i diritti dei lavoratori, possa sortire degli effetti o più non sia una strumentalizzazione quasi politica di uno strumento che nasce per tanti altri scopi, tra cui quello appunto della tutela dei diritti dei lavoratori. Io non concepisco mai il fatto del blocco delle strade, il blocco dei porti, non capisco perché si debbano arrecare danni economici alle persone che lavorano, alle merci che sono in transito per sollevare dei temi. Io guardi, da quando ho 14 anni che sono iscritto alla Lega ho fatto una marea di manifestazioni pacifiche, raccoglievamo anche le carte alla fine del corteo e parlavamo dei nostri temi, abbiamo sempre avuto l'attenzione mediatica che potevamo ottenere e che è garantita anche dalle vostre dirette oggi, da dei media che sono schierati a sostegno taluni di questa causa, ma anche giustamente a raccontare come si sta mobilitando il popolo italiano. Però devo dire che bloccare porti, aeroporti, autostrade, caselli autostradali, interporti, io non sarò mai d'accordo con questa modalità. Dopodiché, eccetto alcuni eccessi verbali sul tema del genocidio o lo stato fascista di Israele, che lasciano un po' il tempo che trovano e riflettono un po' anche la cultura di ognuno, diciamo che quello che sta succedendo scuote sicuramente le coscienze e su questo si può aprire un dialogo, un confronto tra parti politiche anche diverse. Mi pare che anche il governo italiano rispetto a mesi fa, capendo il prolungarsi e il perdurare di questa situazione, abbia anche modificato i toni nei confronti dello Stato di Israele, abbia anche aperto alla possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina nel caso in cui però ovviamente a gestirlo non sia un'organizzazione di tagliagole tipo Hamas che vuole fare la Palestina dal fiume al mare, e cioè prevede che Israele non esista, perché all'articolo 1 dello Statuto di Hamas c'è la distruzione dello Stato di Israele, e che siano liberati gli ostaggi. Io su questa posizione ci sono, credo che due popoli, due stati sia una cosa troppe volte detta e mai fatta, che le condizioni poste dal governo italiano perché questo ci sia sono condivisibili assolutamente. Gli ostaggi devono tornare a casa, Hamas deve essere distrutta e il popolo palestinese deve essere liberato da Hamas. Tocchetto, ieri Meloni ha detto non vogliono la rivoluzione ma il weekend è lungo, è stato molto duro da Copenaghen. Allora, queste mi sembrano delle battute non degne di un Presidente del Consiglio. Io penso che questa gente che scende in piazza, e diciamolo chiaramente tra l'altro, quanto siamo fortunati a poter scendere in piazza, fare delle manifestazioni, essere qui in diretta televisiva e non sotto le bombe, quindi pensiamo a quelli che veramente sono in questo momento in gran difficoltà. Detto questo,
in questi tempi, in questi mesi, i governi tutti, compresa la diplomazia, ha avuto un silenzio assordante. Si aiuti, si fa qualcosa. La dimostrazione che la gente si sta ribellando a una situazione di guerra internazionale, oltre a Israele e Gaza ovviamente ci sono 69 conflitti, è la dimostrazione che la gente non ne può più. E vedere tutte queste persone che sono nelle piazze, famiglie intere, in grande tranquillità, perché eccetto casi isolati che noi stessi condanniamo, ma che vogliono protestare perché si ritorni a una democrazia, come dire, mondiale, io penso che dovremmo solo rispettare queste persone che oggi, peraltro, al di là degli studenti, i lavoratori che scendono perdono la giornata di lavoro e anche lo stipendio della giornata di oggi. Quindi non è che lo fanno gratuitamente, in un momento anche di difficoltà economica che tutto il paese, tutti i paesi stanno vivendo. Quindi io ho il massimo rispetto di queste persone che vanno a manifestare per richiamare il senso della democrazia, mentre i capi di Stato si riuniscono, parlano e non risolvono le questioni. Anzi, ogni giorno c'è qualche forzatura in più. Perché guardate che il drone stamattina sopra l'aeroporto di Monaco è un'ulteriore forzatura. Quindi io ho il massimo rispetto di queste persone e ci tengo a sottolineare che i lavoratori oggi perdono la giornata di lavoro. Non è una cosa che fanno gratuitamente, ma lo fanno proprio perché è giusto in questo momento storico protestare per cercare di avere più democrazia. Allora, mentre noi parliamo, ringrazio Francesco Cerone e Alberto Pivetta e vediamo il quadro della situazione nelle varie zone. Questa è Tiene, la situazione come sapete è quella dell'attesa di un blocco del casello, le forze dell'ordine sono schierate. Non so se c'è qualcuno che ci può invece raccontare cosa sta accadendo in questo momento, penso a Mestre o a Venezia. Ecco, Venezia, vedo il corteo si è mosso, non so se c'è Filippo Fois che ci può raccontare dove siete. Filippo? Mi sentite, Nicola? Sì, certo. Sì, mi sentite? Sì. Ah sì, eccoci, allora ci siamo mossi a sorpresa perché devo dire che all'inizio della manifestazione mi avevano detto che si sarebbe aspettato un po' più di tempo, in effetti avevamo annunciato un presidio a Santa Margherita di un'oretta, giusto per dare il tempo a chi si trova a Mestre di iniziare a incamminarsi verso il Ponte della Libertà. Invece a sorpresa il corteo si è già mosso, come vedete ci si muove per l'appunto attraverso delle calli molto strette, le sta facendo vedere adesso il nostro Edoardo Paris. Tra poco comunque arriveremo a Piazzale Roma, mancano veramente una decina di minuti scarsi e io direi che ci possiamo poi riaggiornare una volta che arriviamo a Piazzale Roma. Siamo in una condizione diciamo un pochino più agevole, meno stretti. Certo, andiamo vedevo immagini di Marta Zatta e qualcosa che si muove a Tiene. Marta. Sì, la polizia si sta schierando perché sono in arrivo, dicono, e quindi a momenti dovrebbero appunto arrivare i manifestanti, ma al momento in lontananza non si vedono ancora. Però la polizia è pronta a intervenire, come vediamo, stanno schierando le auto e quindi a breve avremo l'arrivo dei manifestanti. Ok, perfetto. A te la linea. Allora, vediamo Padova, mi dice Chiara Gaiali, mi scrive che stanno arrivando anche a Padova per l'interporto, anche sono arrivati. Chiara? Sì Nicola, come vedi i primi manifestanti sono arrivati, è pronto anche il furgoncino che scandirà poi il passo del corteo, bandiere di ADL, Cobas, bandiere della Palestina. Il numero è ancora esiguo, ma come vi dicevo si sono dati appuntamenti via Fra Paolo Sarpi e da lì arriveranno poi qui. Vi dico anche che ci sono gli studenti a Padova in corteo, 1 migliaio stanno sfilando lungo le vie del centro diretti al portello, quindi qui si sta preparando tutto, macchine della polizia già pronte davanti al corteo, Guardia di Finanza, Carabinieri, ve li avevamo fatti vedere e nel frattempo i mezzi sono parcheggiati di fronte al mercato agroalimentare. Confermami, l'obiettivo dei manifestanti è quello di bloccare l'entrata e uscita delle merci, questo è il concetto, no? Come accadde a Marghera. Sì, sono diretti.
Sì, sono diretti verso l'interporto di Padova. Ricordiamo che l'interporto di Padova è uno dei principali interporti d'Italia, con un giro di container movimentati che arriva ai 400.000 all'anno, li ha superati nel 2024, pari al traffico merci addirittura superiore, pensate, a quello del porto di Venezia. Quindi l'obiettivo dei manifestanti è proprio l'interporto di Padova. Tra l'altro è in atto anche un passaggio, c'è un passaggio societario contro il quale anche protestano i manifestanti, in modo particolare i manifestanti dei Cobas. Se voi avete ancora dello spazio, io provo ad avvicinarne qualcuno, datemi il via. Allora, vorrei però vedere, facciamo il prossimo giro perché vorrei tornare anche a Treviso, perché mi dicono che Cristian Arboit è arrivato in Duomo e poi di nuovo sento i miei ospiti. Treviso, ecco la marea montante di Treviso. Non so se mi sente Cristian. Sì, ti sento forte e chiaro. Il corteo è arrivato davanti al Duomo che adesso suona le campane, non so se sia una coincidenza, ma nel momento in cui è arrivato il corteo ha iniziato a suonare le campane. Come vedi ci sono alcuni fumogeni rosa, la manifestazione prosegue pacifica, tanti gli slogan che vengono scanditi, che sono quelli di tutte le piazze. Tanti davvero i giovani, tanti stanno anche raggiungendo ora il corteo, giovani con i loro docenti. Tanti anche i cartelloni, è una mobilitazione imponente. Davanti ci sono appunto la rete degli studenti medi, il Cobas, i centri sociali trevigiani e poi c'è la CGIL che era il nucleo originario di questa manifestazione partita da Via Dandolo verso le 8:35, che poi appunto ha anche raggiunto il cavalcavia della stazione. Ci sono stati anche dei disagi inevitabili, rallentamenti del traffico. Ti restituisco la linea e noi adesso siamo entrati, Nicola, in Calmaggiore. Perfetto. Ecco, questo è l'urlo dei giovani. Allora, Barbisan, restiamo poi ovviamente in diretta con tutti. Non so se possiamo vedere anche Mestre che si sta avviando verso il Ponte della Libertà. Ci vorrà un po' di tempo nell'attesa. Eccoli qua. Forse c'è Ilaria? Sì. Ilaria, vai. Un flash sì. proprio. Sì, siamo qui. Allora, siamo qui, sì, ci spostiamo un attimo. Nicola, che siamo qui con Sebastiano Bergamaschi del laboratorio climatico Pandora. Allora, ci stiamo dirigendo adesso verso il Ponte della Libertà. Sebastiano, tu hai detto questa è una giornata storica, perché? È una giornata storica perché dopo 2 anni di genocidio centinaia di migliaia di persone in tutto il paese stanno rispondendo e stanno dicendo forte e chiaro che non hanno intenzione di rimanere indifferenti né di fronte al genocidio né di fronte a chi lo sostiene. Ecco, c'è chi sostiene che con questa manifestazione, con questo corteo, qui come in altre città, in realtà si stia bloccando anche la possibilità di andare al lavoro. C'è chi ovviamente non è d'accordo. Immagino la questione però è esattamente quella. Punto a 1, bisogna tornare a ricordarci che la gente insieme può cambiare le cose e lo fa tramite manifestazioni che si prendono le strade e in generale le città, e questo è assolutamente normale. Dall'altra è uno dei messaggi chiari della manifestazione: bloccare tutto, come dicevo prima, non vuol dire solo attivarsi verso la Palestina come ha fatto direttamente la Global Summit Flotilla, ma denunciare tutto quel sistema che il genocidio in Palestina l'ha sostenuto fino ad oggi e continua a sostenerlo. Un sistema che però è fatto anche di tante cose che fanno parte delle nostre vite e di una normalità che spesso e volentieri è silente e complice. Questi cortei, queste manifestazioni, la volontà di bloccare tutto punta il dito verso quella normalità che in un corteo come questo si punta a interrompere e che effettivamente viene messa all'angolo. Ecco, ultimo flash, Sebastiano, secondo voi? Allora, abbiamo visto da Venezia e da Mestre i messaggi stanno arrivando forti e chiari ormai da settimane. Secondo voi può davvero servire? Serve assolutamente. Il motivo è esattamente quello che dicevo prima. La questione, nessuno si illude che da una manifestazione fatta a Mestre si cambi il destino della popolazione palestinese, ma al contrario
una manifestazione a Mestre, una a Venezia e le altre 80 manifestazioni che ci sono state la settimana scorsa, e in generale le tantissime città che si stanno mobilitando in tutti questi giorni creano una pressione reale. Lo vediamo da quello che scrivono direttamente i palestinesi nella striscia di Gaza in questo momento, che stanno guardando e vedendo le manifestazioni di Mestre e la missione della flottiglia che gli riporta speranza, e dall'altra parte è evidente come il nostro governo, le amministrazioni locali e tutti quelli che fino ad oggi hanno provato a fare orecchie da mercante di fronte al genocidio in Palestina, grazie alle manifestazioni di questi giorni non possono più far finta di niente, e questo sì un cambiamento lo crea. Grazie Sebastiano Bergamaschi, noi continuiamo ad andare avanti, stiamo proseguendo a piedi con il corteo, ci stiamo per dirigere verso il Ponte della Libertà. Perfetto, grazie Ilaria Marchiori, restiamo con le immagini sui cortei oppure sulle situazioni un po' più a rischio, pronti ovviamente ad andare in diretta. Allora, nel frattempo Barbisan, leggiamo su Repubblica, se riesco a trovare, flottiglia e i parlamentari italiani sono stati liberati. Farnesina, partono oggi da Tel Aviv, quindi i parlamentari che erano a bordo sono stati liberati, e intanto a Livorno bloccato il porto, a Milano treni in ritardo di oltre 5 ore. Landini dice fieri delle piazze strapiene, Salvini risponde adesso paghi lui. Barbisan. Dico quello che ho detto prima e anche confortato da tutto quello che ho visto e sentito. Non vedo cosa c'entri bloccare un interporto, non vedo cosa c'entri provare a bloccare un casello stradale di gente che deve andare a lavorare oppure deve andare a assistere a un familiare in ospedale, perché loro hanno deciso di fare una manifestazione con questi toni, con questi accenti, soprattutto con queste intenzioni, quello di bloccare tutto. Non avrei visto male nessuna manifestazione che avesse riempito Prato della Valle, Piazza dei Signori a Treviso. Resto veramente molto perplesso dell'utilizzo dello strumento dello sciopero generale per delle manifestazioni che si potevano fare benissimo oggi pomeriggio. C'è tutto un pomeriggio a disposizione, tutti i comuni avrebbero concesso le piazze e non vedo perché invece ci dobbiamo mettere nelle condizioni anche di stressare le forze dell'ordine. Ho visto camionette della polizia che potrebbero fare altre impiegate perché ci sono gli scienziati che devono andare a bloccare un casello autostradale. Io questo veramente, guardi, lo trovo fuori dal mondo e inconcepibile. Non capisco perché bisogna arrecare danni economici all'Italia per far prevalere le loro idee, che guardi, sinceramente non trovo neanche, a parte certi eccessi verbali sui quali mi sono già soffermato prima, non trovo neanche così prive di ogni fondamento. Però le modalità nelle quali le fanno sono sempre quelle classiche dei centri sociali che devono un po' spaccare tutto, che devono andare oltre la zona rossa, che se tu tiri una linea loro devono andare oltre, e c'è la sinistra cagnolino che segue perché non ha idee più forti. Il concetto che abbiamo sentito è: se non crei disagio non crei la mobilitazione. Guardi, io sinceramente le ho già detto che la storia del nostro paese è piena di piazze piene, anche di leader di sinistra con le bandiere rosse che hanno mobilitato folle e hanno creato nuovi percorsi politici, sia a destra che a sinistra, pacificamente, serenamente hanno fatto la storia di questo paese, piazze che si ritrovano senza dover dar fastidio a nessuno. Il fatto che loro vivono per dar fastidio a un altro, taluni insomma si identificano da soli, io questo non lo capisco. Vedo la manifestazione, mi fa piacere che nella mia città ci sia una manifestazione serena, che per carità se anche per 5 minuti blocca Piazza Duomo non mi dà assolutamente fastidio. Sono contento che per ora nella mia città stia andando così, con dei ragazzi in piazza che dicono quello che pensano, si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, ma non vivono per dare fastidio agli altri. Uno che va a bloccare un interporto, cioè a ottobre del 2025, secondo me deve essere preso e portato altrove di peso, perché non puoi vivere o fare la tua manifestazione creando disagio alle altre persone. Le manifestazioni pacifiche, oceaniche, fatte da sindacati,
partiti politici di ogni tipo, di ogni luogo nella storia d'Italia hanno fatto la storia del nostro paese, senza bloccare interporti, senza quegli altri devono andare al casello. Guarda, mi fa più, se non fosse tragico farebbe ridere pensare che uno la mattina si sveglia e deve andare a bloccare il casello a Schio, a Tiena, dove si trova. È povera gente questa. Ben vengano le manifestazioni pacifiche che vogliono portare l'attenzione su un tema che è assolutamente grave. Dispiace che domani probabilmente, speriamo di no, parleremo di qualche cretino che è andato al casello, di qualche altro che ha bloccato l'interporto, del poliziotto che si è fatto male, e non avremo parlato della Palestina e dei bambini palestinesi che forse meriterebbero meglio la nostra attenzione. Occhetto, c'è questo rischio come è accaduto per esempio a Milano? Marghera? No, a Milano hanno distrutto una stazione. Milano è stato quel giorno, certo. A Marghera chiaramente si è parlato molto di quegli idranti, no? Dimenticandosi che c'erano 5.000 persone, 10.000 persone. Insomma. Io non credo che, mi auguro che non ci siano questi tafferugli, devo dire la verità. Cioè, se uno deve scioperare, non è che c'è un orario per non disturbare gli altri. Lo sciopero è no, ma un non momento. Deve andare a bloccare un casello, lo sciopero Antonella, è un momento. Lo sciopero è un momento nel quale. Lo sciopero è un momento nel quale. Un casello. È inutile che lo tu dica che va sciopero bene è un momento nel quale si portano avanti delle. Lo sciopero è un momento nel quale si porta avanti una propria idea. E non si bloccano caselli. Allora, negli anni caselli. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 hanno sempre bloccato qualcosa quando volevano manifestare per una cosa. Io penso che in questo momento qua i nostri governi abbiano un silenzio assordante su una situazione internazionale gravissima. La situazione internazionale gravissima preoccupa tutti perché il problema non è bloccare una giornata, il problema è che ci sono delle situazioni economiche che stanno saltando grazie al fatto che i governi non stanno facendo niente in un momento di crisi internazionale gravissima. Non è il giorno, sono i mesi che stanno andando male, sono i mesi che stanno preoccupando anche le nostre imprese. Uno che ha una visita in ospedale, può andare tranquillamente in ospedale oggi. Gli ospedali non mi sembrano bloccati. No, ma se gli ospedali non mi sembrano bloccati. Non facciamo il becero populismo, perché il becero populismo non serve assolutamente a niente. La situazione è grave dal punto di vista internazionale. Se un giorno c'è uno sciopero non credo che cada il mondo. Le modalità dello sciopero non le decide Salvini, caro Barbisano, ma le modalità di sciopero sono scelte da quelli che stanno facendo lo sciopero. Allora attivate i reati, perché tanto Salvini doveva precettare e non ha precettato niente. Salvini faccia il suo lavoro. È un reato. Salvini faccia il suo lavoro. Vi invito un attimo alla calma. Peraltro ieri c'è stato un momento di condivisione in Consiglio Comunale, o sbaglio, la mozione che è passata per la Palestina. Certo, perché abbiamo fatto una buona mozione. Mi pare che i Fratelli d'Italia fossero un po' nervosi, ma per il resto quando si parla di mozioni che parlano della tragedia del popolo palestinese siamo tutti dalla stessa parte. Quando si tratta di bloccare un casello, un interporto per parlare dei bambini morti sotto le bombe, si va a fare alle 11 di sera. Da che mondo è mondo? Anche voi avete fatto lo sciopero quando si doveva fare, e lo sciopero per non serve bloccare. Berlinguer non ha mai bloccato un casello autostradale. Berlinguer non ha mai bloccato un casello autostradale. Non deve precettare, perché Salvini faccia il ministro e non si preoccupi degli altri ministeri. La gente seria, che sta sempre più mancando, non ha mai bloccato un casello autostradale. A proposito di casello, voi avete perso. Pensavate di vincere. Ma perché racconti bugie? Ma perché racconti bugie? Ma perché fai la bugiarda? Ha perso il 5%. Ma voi avete perso le elezioni. Dopo parliamo di politica. Allora, mi piace, parliamo delle Marche, perché
che loro hanno perso. No, parliamo delle Marche, certo. Sì, dovevano perché vincere, anche la Lega hanno ha perso. avevano i sondaggi che li davano vicini. No. Perso, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo fatto la nostra campagna elettorale. Politica fra poco. Allora, Marta, com'è la vinto? Sì, certo. Marta, perso, scusatemi, Marta, com'è la situazione lì? Marta, siamo a Tiene. Pronto all'impiego, al momento non lo mettiamo, ma se dovesse essere necessario, subito pronto all'impiego, va bene? Ciao. Chi è il poliziotto? Ah, sì, ha visto che l'abbiamo inquadrato. Marta, mi senti? Sì, allora, cosa stava dicendo? Sì, ti sento, mi sento. Parlano di 400 manifestanti in arrivo, per il momento la polizia non è in tenuta antisommossa, ma ripeto, sono pronti a intervenire, dovrebbero arrivare a momenti, questo è quello che ci ha appena detto la polizia, quindi noi siamo pronti, parlano di 400 manifestanti al momento pacifici, quindi insomma dovrebbe essere una manifestazione pacifica, ma non escludiamo nulla, comunque la polizia è pronta, lo vediamo, sono schierati, loro hanno detto sostanzialmente, Marta, l'obiettivo è quello di bloccare stendendosi per strada lungo la carreggiata? L'obiettivo è quello di bloccare con il loro corpo il casello autostradale, quindi insomma penso siano disposti a tutto, ma ovviamente lo vedremo, seguiremo la vicenda. A quanta distanza sono? Si vedono? Al momento, guarda, se giriamo, lo vediamo proprio in questo momento, vediamo delle persone lì in fondo, stanno arrivando. Vedo alcune persone che stanno arrivando, lo vediamo proprio in fondo alla rotonda, quindi dovrebbero essere a momenti, adesso li raggiungiamo, ecco vediamo anche le bandiere, vediamo qualche cartello, allora, quindi a momenti proprio questione di minuti dovrebbero arrivare. Benissimo, allora facciamo così, velocissimo la break pubblicitario e torniamo subito su Tiene subito dopo. Rieccoci in diretta, allora velocissimo flash, proprio un flash Filippo da Venezia e poi andiamo subito a Tiene, flash velocissimo, 30 secondi. Un flash giusto per farvi vedere in che condizioni si trova in questo momento Piazzale Roma. Cioè, lo sciopero generale, come vedete, ha fatto il suo effetto, ma soprattutto qui è già tutto bloccato. Adesso vi fa vedere Edoardo Paris, l'imbocco del Ponte della Libertà. C'è poi, poco distante, vedete, ci sono i carabinieri, c'è poi anche una camionetta della polizia e soprattutto c'è la camionetta dei manifestanti. Sembrano già essersi posizionate per partire in corteo verso il Ponte della Libertà. Per cui a questo punto possiamo dire che verrà occupato il Ponte della Libertà. Te, Nicola. Allora, prima di andare a Tiene, restiamo con le immagini su Tiene, aspettiamo che si avvicinino un po'. Non so se c'è Treviso o Mestre o Padova, restando però con una delle immagini, una delle finestre su Tiene. Questa è Tiene, si stanno avvicinando i manifestanti che hanno l'obiettivo, lo diceva la nostra Marta Zatti insieme a Renzo Rigon, di bloccare il casello. Restiamo con il secondo schermo su Tiene e poi andiamo subito da Marta. Chiara? Sì, Nicola, come vedi è arrivato anche un gruppo di manifestanti in bicicletta, sono arrivati proprio qualche secondo fa con le bandiere del sindacato di base. Qui nella piazza del mercato agroalimentare di Padova il gruppo di manifestanti si sta facendo più consistente, un gruppo davvero eterogeneo, ci sono persone di tutte le età. Proviamo un attimo ad avvicinarne una. Siete qui in bici con che obiettivo? Oggi siamo qua perché è sciopero generale per la Palestina, per la Global Smooth Flotilla e quindi abbiamo deciso di bloccare l'interporto di Padova, uno degli snodi commerciali più grandi della città, dove passa il sistema produttivo di armi e di merci verso Israele. Qui lavorano imprese come Maersk, MSC, che sono direttamente coinvolte nel genocidio in corso in Palestina. Quindi oggi, appunto, lo avevamo detto, se toccano la flottiglia blocchiamo tutto. Siamo arrivate in bici, in macchina, in bus per bloccare l'interporto. Grazie, noi continueremo ovviamente a seguirvi. Se vuoi vediamo, ci sono davvero scusami Chiara, solo una cosa, prima che ci lasci, quando è previsto esattamente il blocco?
Allora, dovrebbe andare così, però ovviamente è tutto, si decide tutto minuto per minuto. Dovrebbero partire alle 10 il corteo, ma mi pare che le abbiamo abbondantemente passate, dopodiché l'intenzione è quella di partire da un blocco di Corso Stati Uniti, che è questo viale che vedete nelle immagini del collega Sandro Ponchi, un viale trafficatissimo che porta tra l'altro verso l'autostrada e in particolare l'uscita di Padova, zona industriale. Come vedete già è complicato per tir come questo che state vedendo il passaggio, dovrà fare probabilmente uno slalom tra i manifestanti, quindi questa è la situazione. Si stanno muovendo davvero, ormai il numero è piuttosto nutrito, consistente, bandiere della Palestina, le persone sono arrivate, lo avete visto anche in bici, il corteo dovrebbe partire a breve. Benissimo, allora andiamo da Marta Zatta. Marta adesso ha raggiunto il corteo che si sta avvicinando al casello. Marta. Allora, questo è il corteo che si sta avvicinando al casello, l'avete visto prima con le immagini di Renzo Rigon, la polizia è schierata. Al momento quindi la situazione di maggiore problematica è quello di Tiene, perché allora all'interporto ci vorrà ancora un po' perché inizi quello che viene appunto paventato come il blocco dell'interporto a Padova. A Mestre Marchiori, Ilaria Marchiori ci dice che sono arrivati alla zona della Vempa, mentre Filippo Fois è arrivato a Piazzale Roma. E lì ci sarà l'altro momento cruciale, il blocco del Ponte della Libertà. A Treviso la situazione è molto tranquilla. Adesso, ecco, questa è la Vempa, se non sbaglio, siamo il corteo di Mestre, però allora vediamo che succede a Tiene. Marta. Sì, il corteo sta arrivando al casello, mancano veramente poche centinaia di metri, i manifestanti hanno raggiunto quota 500, perché cosa volete, qual è il vostro obiettivo oggi? Oggi è una giornata di sciopero in tutta Italia, indetto dai sindacati, le scuole, le università, i porti sono bloccati in questo momento e chiediamo la fine di ogni complicità con il governo criminale di Israele. Ma una volta arrivati al casello cosa volete fare? No, il nostro obiettivo diciamo che l'abbiamo già raggiunto, era bloccare una delle strade principali dell'Alto Vicentino, bloccare l'entrata a questo casello per segnalare insomma, che siamo solidali con il popolo palestinese, con la flottiglia e che non ci va più bene questo, non siamo più disposti ad accettarlo. Ecco, quindi veramente mancano poche centinaia di metri e raggiungeranno la polizia che, lo ripetiamo, è schierata per impedire il loro passaggio. Allora fai così, Marta. Il corteo è molto partecipato. Marta e Renzo, raggiungete la testa del corteo e vediamo che succede. Mi pare di capire, diceva uno dei ragazzi che hai sentito, che l'obiettivo era anche quello di bloccare la strada. Vediamo se bloccheranno anche il casello. Restiamo però su Tiene perché è la situazione che a minuti può evolvere nel modo più importante. Questo è Mestre, vediamo se a Mestre c'è Ilaria Marchiori, mentre c'è questo cartello, questo striscione Gaza su un edificio, credo di Mestre. Ah no, questa è Venezia, siamo in zona Piazzale Roma. Allora, vediamo se c'è... Allora, Mestre, ho visto dei fumogeni sulla Vempa, può essere? Eccoci qui, sì Nicola, hai visto bene? Hanno sparato poco fa dei fumogeni, ci troviamo qui nella zona della Vempa, ci stiamo dirigendo verso il Ponte della Libertà per fare capire a chi non fosse pratico della zona, siamo vicini a Fincantieri, quindi questo è il punto, questa è la zona e ci stiamo dirigendo verso il Ponte della Libertà. L'obiettivo, come abbiamo ripetuto finora, è quello di bloccare il Ponte della Libertà. Benissimo, allora andiamo a Venezia. Venezia. Sì, eccoci Nicola. Abbiamo visto lo striscione per Gaza. Mi senti? Noi siamo
c'è uno striscione con scritto Free Gaza, c'è un po' di vento per cui c'è qualche difficoltà a farlo scendere tutto, adesso credo che si faccia un secondo tentativo, ma ciò che è importante, adesso vi farà vedere Edoardo, è che il corteo è arrivato a Piazzale Roma e sta per evidentemente varcare le soglie del Ponte della Libertà. È un corteo, non abbiamo le sue esatte dimensioni perché le avremo tra pochissimo, naturalmente è difficile farlo prima perché eravamo in mezzo a callette su cui si è snodata tutta la manifestazione. Adesso che siamo arrivati in un luogo più aperto sarà anche l'occasione un po' per contarci, l'impressione comunque che ci sia veramente tantissima gente, perché vedete che piano piano continuano ad arrivare persone e il piazzale si sta rapidamente, devo dire, riempiendo di questa folla composita che tra poco si incamminerà per il Ponte della Libertà. Qui, come vedete, è tutto fermo, nel senso che non c'è più niente che non faccia parte della manifestazione e le forze dell'ordine sono in assetto per scortare poi il corteo. Benissimo, devo dire, benissimo. un corteo Grazie, molto Filippo. pacifico. Allora, grazie Filippo, nel frattempo vedevo che si ballava, credo a Treviso, confermo che a Treviso la situazione sia una situazione più tranquilla. Facciamo così, restiamo poi su Tiene, e poi se siete d'accordo, ve lo dico anche in regia, a Ceron e a Pivetta, a un certo punto magari avremo i due sguardi da Mestre e da Venezia che si intersecano poi verso il Ponte della Libertà. Questo è Tiene. Veloce flash a Treviso, non so se mi sente però Cristian Arboit perché c'è gran rumore. Cristian. Sì Nicola, ti sento, sì Nicola. Allora, la manifestazione del corteo per il momento si è fermato qui in piazza Borsa, quindi davanti, per intenderci, la sede della Camera di Commercio, canti, balli, tanti slogan, si sta anche decidendo cosa fare, quindi che traiettoria prendere, probabilmente si ritornerà verso la Palla di Ferro dove era concluita la manifestazione della CGIL e lì si è unita con quella della rete degli studenti medi dei centri sociali. Devo dire che una piazza così a Treviso non si vedeva da tempo, da anni. Sono migliaia i ragazzi, le persone presenti di ogni età. Adesso sta cominciando a parlare, forse possiamo riuscire a inquadrarla, la rappresentante della rete degli studenti medi, ma come vedi appunto ci sono veramente tanti giovani. Di persona, e invece oggi siamo in migliaia da tutte le scuole e non solo, siamo studenti che si sono auto-organizzati da tutte le scuole di Treviso, dal Canova, dal Da Vinci, sono partiti cortei di studenti auto-organizzati, da messaggi dei gruppi WhatsApp, vi siete ritrovati davanti alle vostre scuole e ora siamo tutti qui. Allora facciamo così, Cristian, devo andare a Tiene, andiamo a Tiene un attimo. Allora resta lì, però poi ci devi raccontare anche di quello che poi è successo questa mattina in alcune scuole a Treviso. Qualcuno ha fatto trovare dei lucchetti per chiudere dei cancelli di alcune scuole, per cui sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Allora, siamo a Tiene, Marta Zatta. Che succede? Sì, lo vediamo, sono arrivati a casello, hanno iniziato ad accendere anche dei fumogeni. Per il momento non avanzano contro la polizia, però diciamo che il corteo è molto partecipato, l'abbiamo detto, hanno raggiunto quota 500 i manifestanti, però per il momento oltre a cori non fanno altro. Ovviamente seguiremo la situazione, la polizia, lo ripetiamo, è pronta, ci sono anche i carabinieri, c'è la Digos, quindi la situazione per il momento è sotto controllo, la manifestazione continua, lo vediamo. Allora restiamo con queste immagini perché vediamo cosa accade, restiamo qui con le immagini. Riccardo Barbisà, voleva dire qualcosa? Un messaggio che è arrivato? È arrivato un messaggio di una persona che oggi doveva andare a Trieste, probabilmente per un blocco stradale di quelli che stiamo vedendo, doveva fare un'operazione ma è dovuta tornare indietro. Questi sono gli effetti collaterali di uno sciopero che non riempie piazze,
e che è legittimo e che è perfetto e che va bene e che tutela i diritti dei lavoratori. Questi sono gli effetti collaterali di chi vuole fare uno sciopero per bloccare tutto, perché lui ha deciso che bisogna bloccare tutto. Su questo non sarò mai d'accordo, ma dai commenti che vedo sui social, che sono un po' lo specchio del mondo, tantissime persone, anche solo per le strade intasate, sono molto arrabbiate, perché ci sono persone che non si devono muovere neanche solo per andare a lavorare, che comunque mi pare una priorità. Ci sono persone che si devono muovere per necessità. Allora, il desiderio di bloccare una strada di accesso a un casello, il desiderio di bloccare un ponte, sono tutte velleità che le persone si devono mettere via. Io spero che ci sia una legislazione adeguata che prende seri provvedimenti nei confronti di chi queste manifestazioni le pensa, non tanto nei confronti dei ragazzi che vi partecipano senza averle né pensate né architettate, ma seguono magari i progetti di altri. Ma chi proprio pone in essere questi disegni che prevedono il blocco di servizi pubblici, tipo, cioè, muoversi è un diritto costituzionalmente garantito, la libertà di circolazione è un diritto anche garantito, diciamo, dai trattati comunitari tra stati e così all'interno del nostro Stato. Quindi il vietare a qualcuno di fare qualcosa perché tu hai deciso di farne un'altra è fuori dai canoni della democrazia, che ne dica l'Antonella Tocchetto, che oggi si scopre nuova no global essendo in campagna elettorale. Però la vera sinistra, quella bella dei diritti dei lavoratori, di Berlinguer, che riempiva piazze, non ha mai bloccato un casello autostradale e ha fatto la storia di questo paese e ha fatto avanzare nei diritti le categorie più deboli veramente, senza mai bloccare un casello autostradale, senza mai bloccare un porto, senza mai bloccare un interporto. Vi sono piazze grandissime in tutte le nostre città capoluogo che possono accogliere tantissimi manifestanti senza creare disagi. Io queste cose, queste scene non le tollero. A Tiene stanno facendo passare questa ambulanza, ma sono lì davanti alla strada. Di fatto stanno bloccando il casello, perché stanno bloccando l'accesso al casello. Poi vediamo cosa succederà. Restiamo su Tiene. O comunque facciamo uno sguardo a volo d'uccello, come si suol dire, a Francesco Ceron, sulle varie situazioni. Giusto per essere precisi, la Commissione di garanzia l'ha dichiarato illegittimo perché dice c'è un articolo che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Questo è il concetto. La risposta della CGIL è stata: è pienamente legittimo perché stiamo rispettando la legge, perché di fronte a violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e della sicurezza dei lavoratori, c'è la possibilità di farlo. Loro dicono: non si stanno rispettando le nostre norme costituzionali con quello che sta accadendo e non sono tutelati i nostri connazionali arrestati in acque libere da Israele. Quindi la risposta della CGIL è questa. Al di là del fatto in se stesso. Allora, devo precisare due cose: che il leghista Barbizan si metta a parlare di Berlinguer, che di scioperi ne ha fatti tantissimi, io trovo veramente ma non ha mai occupato un casello, non ha mai occupato un casello. Io invece volevo sottolineare il fatto che si dice che i giovani non ci sono in questa nazione. Beh, queste manifestazioni di oggi a me riempiono il cuore, è pieno di ragazzi. Allora vuol dire che ci sono dei ragazzi che non sono eterodiretti, caro Barbizan, ma hanno la testa per andare a discutere quando gli adulti stanno sbagliando tutte le politiche, e questo è chiaro, e non pensano a loro. Per me la manifestazione di oggi mi apre il cuore per vedere tutti questi ragazzi che stanno manifestando per il diritto della politica e della dignità dei popoli. Questo è un'apertura di cuore, devo dire la verità. Poi che ci siano i disagi, quando ci sono gli scioperi, i disagi li conosciamo tutti. Purtroppo mi dispiace per chi non potrà andare a fare delle operazioni, magari in ospedale, ma certamente le urgenze saranno fatte, perché stamattina io avevo una persona con un'urgenza e mi hanno detto che appena uscito
dalla sala operatoria e che l'operazione, mi hanno appena scritto, è andata benissimo. Quindi voglio dire, non è che ascoltiamo il Barbisan di turno che deve fare il moderatissimo, perché non è così. Io invece sono contenta che ci siano i giovani che su tutte le piazze del Veneto e spero dell'Italia siano presenti e manifestano per una dignità della politica. Questo mi sembra un messaggio bellissimo di oggi. Barbisan. La dignità della politica, non c'è una bandiera del PD in piazza, quindi il tuo partito non l'ho visto. La dignità della politica passa attraverso i ragazzi che non devono avere le bandiere, ma devono saper di manifestare per il loro futuro. Ho visto bandiere di tanti partiti, tranne che del tuo, quindi io voglio che stai cercando di portarteli a casa per le elezioni, ma non ti votano. Guarda quanti ragazzi ci sono. Ma guarda che anche se gli vai a lavare i vetri a casa non ti votano, hai capito? Stai tranquilla. Ma io non sto discutendo dei voti in questo momento qua, io sto discutendo dei giovani che stanno cercando di dire agli adulti che la politica che sta facendo in questo paese e a livello internazionale è sbagliata, cari signori. E io dico che sono cattivi, cattivi maestri quelli che legittimano. Ragazzi che siete in piazza. Io dico che sono cattivi maestri quelli che legittimano manifestazioni del genere, anche se fatte da ragazzi, che puntano a bloccare servizi pubblici per gli altri. Non possiamo dire che i ragazzi siano eterodiretti perché hanno delle intelligenze, sono intelligenti, ma guarda che sanno che cosa dicono. È eterodiretto, l'hai detto tu, forse lo pensi, visto che l'hai detto. Tu che l'hai detto, ci sono gli altri che li organizzano e loro vanno in piazza perché non sanno dove vanno, ma non è vero, non è assolutamente vero. Che per questo motivo non bisogna, ho detto che per questo motivo non bisogna perfettamente coscienti di quello che fanno. Ma perché sei bugiarda? Ma no, non sono bugiarda. Che vanno a fare una manifestazione con i miei occhi, cari signori. Ho detto vanno a fare una manifestazione organizzata da altri e per questi ragazzi non devono essere puniti. Sei nel comitato organizzatore. Allora sono tutti del comitato organizzatore. Allora, Tiene, facciamo un velocissimo giro. Tiene, com'è la situazione? Fermi, li vedo fermi. Marta, mi confermi? Ho visto qualcuno salito sul guardrail. Marta, forse non mi sente. C'è qualcuno salito sul guardrail? Sì, ti sento. Sì, tutti i ragazzi sono in realtà saliti sul guardrail, però hanno dichiarato prima al microfono di non voler rimanere solo qui al casello, ma di voler tornare anche indietro alla rotonda per poter bloccare poi tutte le strade. Il loro obiettivo l'hanno raggiunto, hanno fatto chiudere il casello autostradale, ora hanno detto che rimarranno ancora qualche istante qui e poi si sposteranno di nuovo. Va bene, ok, va bene, allora ci riaggiorniamo fra pochissimo. Andiamo a Treviso velocemente, poi voglio vedere Venezia e Mestre e anche Padova, così vediamo l'approssimarsi del blocco. Treviso, con Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL del Veneto. Io le chiederò velocemente quali conseguenze ci possono essere per i lavoratori del garante, quindi se avete già l'idea di sì, vabbè, allora facciamo così, andiamo dopo da Cristian che stava parlando con Tiziana Basso. No, eccola, lo vedo. Cristian. Siamo in onda? Sì, Cristian. Allora, segretario Tiziana Basso, lei ha scelto Treviso, perché ha scelto Treviso? Oggi tutte le piazze sono belle, bellissime, piene di gente. Oggi sono a Treviso, in altri momenti sono state in altre parti del territorio. Abbiamo tutte le piazze di tutte le città piene. Ci sono bellissime manifestazioni in tutti i luoghi della nostra regione e in tutta Italia. Abbiamo oltre 100 piazze in tutta Italia. Senta, ma cosa rischiano questi lavoratori, queste lavoratrici che hanno aderito allo sciopero dopo le determinazioni del garante? Beh, intanto lo sciopero è perfettamente legittimo, noi impugneremo quella delibera della Commissione di garanzia perché le motivazioni che ci hanno portato a dichiarare lo sciopero generale con tempestività, quindi senza i preavvisi, sono quelle della violazione dei diritti costituzionali di alcuni cittadini italiani che erano sopra la flottiglia. Quindi siamo convinti di essere perfettamente nella regolarità e impugneremo la delibera. Le lavoratrici e i lavoratori hanno aderito in tutti i settori, abbiamo garantito dentro alla legge i servizi minimi essenziali come è previsto
e abbiamo garantito quello che era previsto per legge. Però le lavoratrici e i lavoratori hanno risposto, non abbiamo ancora percentuali precise, però sappiamo di luoghi interi che hanno chiuso proprio per dimostrare non solo solidarietà ma una richiesta di cambiamento. Nel pubblico, nel privato? Che fotografia avete? Allora, chiaramente nel pubblico ci sono i servizi minimi essenziali, quindi abbiamo dovuto garantire per legge, l'abbiamo fatto e quindi c'è una diversa possibilità di far sciopero, però quindi abbiamo avuto buone adesioni in entrambi i settori. Senta, segretaria, quando il vice premier Salvini parla di conseguenze personali sui lavoratori? Beh, allora è veramente pesante che ci sia la minaccia sul diritto fondamentale e costituzionale, che è quello del diritto di sciopero. I lavoratori e le lavoratrici possono scegliere di astenersi dal lavoro, saranno tutelati, la nostra organizzazione li tutelerà in tutte le sedi se necessario, perché questo appunto è un diritto costituzionale e pensiamo sia fortemente sbagliato rispetto ai temi come quelli della pace, come quelli della libertà di un popolo, di due stati e per due popoli, che sia state fatte queste minacce, o piuttosto detto che si faceva il weekend lungo. Mi sembra che non facciamo il weekend lungo, ma siamo qui in piazza. Siete pronti ad andare avanti se necessario? Noi abbiamo avuto una progressione di iniziative, siamo a fianco dei popoli che stanno subendo le guerre, sia a Gaza ma in tutti i conflitti, chi sta subendo la situazione, anche perché questo poi ha conseguenze economiche anche sulle lavoratrici e lavoratori pensionate e pensionati del nostro paese. Allora Cristian, segretaria Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL del Veneto. Allora facciamo un giro veloce. C'è anche la segretaria provinciale della CGIL di Treviso, però ma in questo momento... la sentiamo dopo Cristian, perché devo tornare un attimo di là. Allora, mentre a Tiene si dipinge lungo sulla strada, eccola qua, con la scritta credo Free Palestine, quindi stanno dipingendo a terra. Torniamo a Padova e Venezia, Mestre, perché vorrei capire la situazione. La nostra Ilaria Marchiori ci dice che sono almeno 20.000 persone a Mestre. Allora, Padova, blocco dell'Interporto, come siamo messi? Contro la finanziaria di guerra! Sì Nicola, allora non sono ancora in grado di dirvi il numero delle persone, ma come potete sentire è iniziato il racconto di quanto sta avvenendo da parte di chi sarà poi alla testa del corteo. Alla spicciolata davvero le fila di chi è qui davanti al mercato agroalimentare di Padova, è aumentato un numero davvero molto consistente. Si stanno ormai preparando per muoversi, bandiere, lo vedete, dei Cobas, dei sindacati, ma ci sono anche tante famiglie. Palestina libera, stop al genocidio, giornata di sciopero generale, questo stanno ripetendo i manifestanti, che dovrebbero ormai davvero muoversi a breve. Perfetto, andiamo a Mestre e Venezia. Ilaria Marchiori. Sì, eccoci qui Nicola, come sentite? Dove eccoci sei? Qui. Allora, secondo una prima... Sì, sono qui. Beh, ci vedete? Qua, se sei qui lo sappiamo, ma qui dove? Eccoci. Allora, scusate, c'è un po' di confusione. Allora, qui ci troviamo e siamo poco distanti dal Ponte della Libertà. Siamo nella zona del Vega, tanto per capirci. Okay. Quindi nella stradone che ci porta verso il Ponte della Libertà mancheranno circa un paio di chilometri. Secondo una prima stima, come potete vedere dalle immagini, qui ci sono minimo 20.000 partecipanti, ma potremmo arrivare anche a 40.000, solo che non è ancora possibile avere una stima totale perché non si riesce a vedere oltre la curva. Questo secondo quanto ci hanno detto le forze dell'ordine e anche i rappresentanti dei manifestanti. Quindi qui siamo a minimo 20.000 partecipanti, ma potrebbero essere anche 40.000. Tra circa 2 chilometri arriveremo sul Ponte della Libertà e lì ci incroceremo con i manifestanti che stanno arrivando da Venezia e ci incroceremo per farvi vedere quante persone hanno deciso di essere presenti qui per bloccare il ponte. Perfetto, mentre tu parli stiamo vedendo proprio la situazione a Venezia. Lasciamo allora le due situazioni, Venezia e Mestre. Direi che restiamo così per il momento. Fra poco andiamo di nuovo in pubblicità. Una cosa che volevo chiedervi, allargando un po' il raggio sulla questione della flottiglia,
quanto accaduto, si è parlato, si è discusso, quanto fosse importante o strumentale questa azione della flottiglia, secondo lei? Ma allora, ogni azione che porta l'attenzione sul tema del conflitto israelo-palestinese, soprattutto in una situazione nella quale che viviamo oggi, che è recrudescente rispetto a una storia purtroppo che ha 50-60 anni di storia, io credo che vada comunque rispettata. Dopodiché che quella manifestazione si sapesse fosse puramente dimostrativa, che non avrebbe portato a niente di concreto, lo avremmo anche, si capiva subito, non è che gli israeliani ti fanno entrare con la barchetta a vela, adesso questo non ci vuole un genio per capirlo, forse lo sapeva anche chi era partito. È diventata anche una situazione per alcuni singoli per mettersi molto in mostra, ci sono state persone che sono diventate famose salendo a bordo della flottiglia. Io, vede, cioè se mi dice la flottiglia voleva portare aiuti umanitari a Gaza, vabbè, e chi può essere contrario? Era il modo giusto, era il modo corretto, sarebbe stato possibile? Assolutamente no. Cioè, e non si può pretendere che siano dei gruppi spontanei auto-organizzati ed entrare in un teatro praticamente di guerra per porre in essere una finalità che di solito spetta a organizzazioni internazionali molto più strutturate, a stati o a organizzazioni di stati. Quindi cosa vuole? Si sapeva benissimo quali erano, diciamo, le difficoltà a cui andavano incontro, che sarebbe stata un'azione puramente dimostrativa, non concreta, che abbia acceso i riflettori oppure contribuito a tenere accesi i riflettori sulla tragedia del popolo palestinese. Questo sì, io non lo nego, ma dico che alla fine l'esito è zero, insomma. Sono contenta che il consigliere Barbisan, anzi assessore Barbisan, abbia capito che invece è stata un'azione molto importante, perché ha sollevato le coscienze. Poi che fosse difficile lo sapevamo tutti, per fortuna non è successo niente, per fortuna si è tutto risolto in modo pacifico, però l'azione che è stata fatta e che ha, come dire, aperto le coscienze mondiali è che dopo 2 anni dal 7 ottobre del 2023 i governi che blaterano e si trovano tutti i weekend a trovare delle soluzioni nulla abbiano fatto, e queste situazioni di Gaza non è cambiata. Certo, non è cambiata neanche con la flottiglia, ma almeno si è posto una situazione molto seria lì e non è escluso che le cose nei prossimi giorni possano cambiare. Io sono invece molto contenta anche che tutto si sia risolto in maniera pacifica, come si sta risolvendo in queste ore, ma credo che questo sia un punto di non ritorno e probabilmente, come me lo auguro, qualcosa cambierà e probabilmente potrebbero anche cessare i bombardamenti. Allora, un altro tema, restiamo sulle immagini finché poi non abbiamo altre voci. C'è tutto l'altro tema, il rischio poi che ci siano, che gli animi vengano esacerbati da un altro punto di vista nei confronti degli ebrei. Sì, allora abbiamo visto il caso trevigiano, ha raccontato ieri di questo tassista che ha rifiutato, o avrebbe rifiutato, secondo l'accusa del cliente, c'è una procedura insomma in corso, della stessa compagnia radiotaxi di farlo salire a bordo in quanto sionista, perché portava la kippa, il copricapo di chi è di religione ebraica. E questo è però un sentore di un'altra cosa. Che sentore è, Tocchetto? È un sentore molto preoccupante, perché c'è stato anche l'attacco alla sinagoga, certo, che è stato molto grave. Io ho anche condiviso, devo essere sincera, le parole del sindaco Mario Conte stamattina, cioè che queste cose non devono assolutamente succedere. Il quadro di guerra è molto grave, e però non possiamo arrivare a uccidere, come è successo a Manchester, non far salire le persone. Stiamo facendo un ritorno agli anni 40 che è veramente preoccupante. Io mi auguro che siano casi isolati e subito da condannare, e che non succeda una situazione al contrario, perché questo veramente aprirebbe un fronte molto pericoloso
e sul quale veramente non c'è bisogno in questo momento tragico di una situazione internazionale che ci fa molto preoccupare. Ripeto, credo che anche l'intervento di Mario Conte, che ovviamente non è certo dalla mia parte, abbia in qualche modo messo chiarezza oggi dicendo che la situazione di democrazia e di rispetto anche delle posizioni altrui non deve portare a chiudere le porte, non far salire nei taxi, non dargli da mangiare o metterli come dire fuori dai bar come succedeva negli anni 40, assolutamente no. Barbisan, è il solito equivoco che c'è tra il governo di Israele ed essere ebrei, no? Perché questo poi il confine che è ben presente e ben chiaro, ma non a tutti evidentemente. Che è l'anticamera del nazismo, confondere un singolo con una collettività oppure con una, mi correggo, con una statualità come quella di Israele. Possiamo essere d'accordo più o meno con le politiche di Israele, che comunque è anche uno Stato democratico e grazie a Dio davanti alla casa di Netanyahu è possibile manifestare, invece davanti alla casa dei criminali di Hamas non era possibile andare, però questi sono episodi molto spiacevoli che devono essere stroncati. Paradossalmente potrebbe essere che quel cittadino di fede ebraica, a parte che era iraniano mi pare, forse, non so se ho letto bene, sì. Cioè non è neanche detto, non era questo, diciamo, però di religione ebraica. Aveva solo la kippah. Sì, ma pensati l'ignoranza del tassista, cioè poretto, è anche da commiserare più che da avercene contro questa persona, nel senso che ha preso un iraniano e se l'è presa con lui. Sarebbe da farsa se non fosse grave la situazione, nel senso che, ecco, diciamolo a tutti, può essere che ci siano centinaia di migliaia di persone che girano con la kippah ma che non hanno votato per Netanyahu perché sono cittadini italiani, lui sono ha anche cittadini... una forte opposizione. Ecco, esatto, le manifestazioni contro Netanyahu sono fatte anche da tantissimi ebrei, gente che va in sinagoga regolarmente. Ci sono tantissimi ebrei che sono peraltro certo, favorevoli alle manifestazioni. Quindi ma certo, ma questo assolutamente. è una cosa molto che da chiarire molto bene. È un misto di cosa vuole, insipienza e ignoranza con anche un po' di misto a prepotenza. Derubrichiamola così per non chiamarlo razzismo, perché non voglio essere cattivo nei confronti di questo tassista, è solo stata ignoranza e perché arroganza. aveva la kippah e basta, perché aveva solo quella. Sì, ma ragazzi, confondere uno Stato con una religione, diciamo che insomma basta una bella terza media per capirlo, ecco, purtroppo succede. Allora, fatemi capire, Chiara Gaiani mi dice, adesso arrivo anche da Cristian, Chiara Gaiani mi dice che fra poco potrebbero muoversi, hanno annunciato il blocco della strada, che significa bloccare la città di Padova, ma quindi non bloccano più l'interporto. Chiedo a Chiara Gaiani se mi sa dire qualcosa. Cristian, arrivo, ti vedo, ma dammi un secondo. Cristian, Chiara. Allora significa... Sì, Nicola, significa che il blocco di Corso Stati Uniti di fatto paralizza sia la tangenziale di Padova perché lo attraversa, sia l'accesso all'autostrada. Questo è l'obiettivo dei manifestanti che si stanno preparando a muoversi. In realtà alla spicciolata stanno arrivando man mano altre persone. Come vedete però ormai dovremmo esserci. Siamo pronti a richiedervi la linea non appena si muoveranno. Perfetto. Tiene situazione, giusto un flash che guardo com'è la situazione, allora ancora uno di fronte all'altro, ma a quanto pare la situazione è tranquilla, forse? Hanno appena un attivista ha appena appoggiato delle scarpette di una bambina, le vediamo, e hanno appena finito appunto di completare la scritta Free Palestine con la vernice bianca. La situazione per il momento è stazionaria, nel senso che è comunque una manifestazione pacifica. Lo abbiamo detto, il loro intento era quello di bloccare la strada, di bloccare il casello, e ci sono riusciti. Ora si stanno tenendo i vari comizi, comunque lo vediamo, ci sono attivisti seduti
seduti per terra, seduti sopra il guardrail, quindi insomma hanno veramente bloccato il passaggio. Ora hanno annunciato che si sposteranno di nuovo verso la rotonda, ma per il momento continuano a rimanere qua, lo vediamo comunque. Perfetto. Continuano a completare i cartelli. Perfetto, allora Marta arrivo tra poco da te, andiamo fra pochissimo a Mestre, anzi a Venezia, perché siamo sul Ponte Libertà, però prima il nostro Christian Alboit ci dice una cosa importante per Treviso. Christian. Sì, Nicola, allora ho qui Ruggero Sorci, ADL Cobas. Come intendete procedere con questa giornata, con questa manifestazione? Siete in migliaia, cosa farete nei prossimi minuti? Allora, oggi è una giornata incredibile, cioè in tutte le piazze d'Italia tantissima gente, è stata una giornata incredibile anche qui a Treviso, si è partiti diciamo dalla mattina col blocco del Terraglio, con il blocco della stazione dei treni. È la dimostrazione del fatto che tantissima gente ha voglia di mettere il proprio corpo a disposizione, che comunque la lotta per la Palestina non è più una lotta di una parte, ma è una lotta di tutti e di tutte le persone. Quindi la manifestazione non finisce qui. La manifestazione, noi adesso c'è tanta gente, noi adesso l'idea è quella di ripartire in corteo, ripartiremo, proveremo ad andare verso il PUT, cercheremo insomma di continuare questa giornata, di continuare comunque a fare quello che abbiamo detto, ovvero a bloccare tutto. Quindi volete bloccare il PUT? Vogliamo andare verso il PUT, esattamente. Ecco, perché vedevo che stavate interloquendo con gli agenti, con le forze dell'ordine, è autorizzato, ci può dare una... Ovviamente non c'è nessuna autorizzazione ovviamente a fare questa cosa qui, c'è il desiderio della gente, come dire, quando c'è la gente che vuole, che ha desiderio comunque di mettere il proprio corpo a disposizione, non c'è restrizione che tenga. Quindi Sorci, dopo gli interventi vi muoverete in direzione del PUT? Ci muoveremo in direzione del PUT, esattamente. Quanti siete? Nel momento di massimo secondo me saremo stati tra le 7 e 8 mila persone, secondo noi. Che risposta è? Che risposta è? È una risposta importante, è la dimostrazione che anche nelle piccole città di provincia comunque c'è un sentire comune che dice che la gente è stufa di quello che vede succedere in televisione e che la gente pretende da parte anche del nostro governo una presa di posizione determinata, la chiusura dei rapporti istituzionali, economici e commerciali con Israele per riuscire a essere finalmente determinanti nella fine di questo genocidio. Senza Sorci, l'adesione com'è tra i lavoratori dal suo osservatorio? L'adesione è molto alta, ci sono tantissimi magazzini fermi, tantissime fabbriche ferme, c'è una partecipazione incredibile anche di ambiti diciamo del lavoro non storicamente coinvolti, è un vero sciopero sociale che coinvolge la cittadinanza tutta. E a Salvini che cosa si sente di dire, che ha detto i lavoratori che partecipano avranno conseguenze personali? I lavoratori che partecipano sanno benissimo quali sono le conseguenze di chi sciopera, ma noi siamo altrettanto consapevoli che una giornata di sciopero non è nulla quando si tratta di far sentire la propria voce e soprattutto di provare a spostare i rapporti di forza con buona pace di Salvini e di chiunque lo appoggi. Grazie Sorci di ADL Cobas. Grazie. Ok, grazie grazie a Christian Alboit. A Padova sono partiti, fatemi vedere il colpo d'occhio di Piazzale Roma, credo che è impressionante, una marea davvero... No, non ancora, vabbè, l'ho visto prima, ma qua allora a Padova è partita, Ilaria Marchiori ormai è addirittura verso il Ponte della Libertà, la vedo con Luca Casarini. Ci dà la linea? Sì, eccoci qui. Sì, eccoci qui Nicola, allora siamo appunto con Luca Casarini, ci stiamo dirigendo verso il Ponte della Libertà, ormai manca davvero pochissimo, 1 chilometro e ci siamo, è una manifestazione che vede migliaia di partecipanti, potrebbero essere addirittura 40.000. Sì, numeri mai visti qui, almeno a mia memoria, io non ricordo numeri così neanche nei momenti più grandi e quindi questo a testimoniare come questo sia un movimento davvero forte, davvero che si è sollevato, è una sollevazione e questa somiglia alla marcia del sale, cioè sono quelle cose storiche che attraversano la storia umana, la storia nostra e lasciano dei segni, questo lascerà il segno perché è una cosa enorme. Ecco, senta Luca, la città di Venezia si sta facendo sentire con tante manifestazioni nelle ultime settimane, ne abbiamo seguita, l'ultima la scorsa settimana quando è stato bloccato il porto, la voce si sta facendo sentire forte, anche ieri sera cortei e presidi.
Certo, si sta facendo sentire dopo 2 anni di silenzio complice da parte delle istituzioni, quando non è stata proprio complicità, complicità diretta, esplicita, nei confronti di uno Stato, di un governo, quello israeliano, che sta scatenando un esercito contro i civili. Cioè questa cosa qua, questo sterminio, massacro che vediamo tutti i giorni proiettato da tutte le parti, per 2 anni il nostro governo non ha nemmeno pensato nemmeno di pronunciare la parola sanzioni, nemmeno di pronunciare la parola stoppiamo il traffico di armi che abbiamo in essere con Israele, in andata e in ritorno, perché ricordo che Israele è anche il paese che fornisce più tecnologia militare al mondo, a tutti gli stati. Ora, di fronte a questo silenzio, la gente non ce l'ha fatta più e si è sollevata e ha voluto dire stop, adesso si cambia. Il governo vuole rispondere a questo o continuiamo con le scenette della Meloni che fa le battute? Qua è un fatto politico, storico in questo paese, bisogna prenderlo sul serio. C'è la gente, si sta mobilitando da settimane e c'è l'indisponibilità a tornare indietro, per cui la politica deve rispondere adesso. Grazie a Luca Casarini, vi faccio vedere solamente a che punto siamo. Esatto, vi faccio vorrei capire quando arrivate al Ponte delle Libertà. Sì, eccoci qui. Allora, come vedete adesso siamo addirittura d'arrivo, perché fondamentalmente dopo questa curva qui si arriverà all'ingresso del Ponte della Libertà. Perfetto. Lì ci uniremo anche ai manifestanti che stanno arrivando da Venezia, dunque tra pochissimo chiederemo la linea. Benissimo. E faremo vedere il blocco del ponte. Benissimo, grazie Ilaria. Quella che vedo è Venezia, Francesco? Sì, dovrebbe essere Venezia, perfetto. Cosa risponde a Casarini? La politica non può non tener conto di questa cosa, dice. Certamente la politica non può tener conto di quelle che sono non tener conto di quelle che sono le manifestazioni di piazza, ma mi pare che il nostro governo abbia mutato, come dicevo prima, rispetto al perdurare di questa crisi, che prima sembrava una risposta di Israele ai fatti del 7 ottobre, alla sua necessità di affermare il diritto a esistere rispetto a un simil Stato preso da una organizzazione criminale che prevede la distruzione di Israele. Ecco, quando questo è sembrata una risposta sproporzionata, abnorme, perché perdura nei mesi, negli anni, credo che il nostro governo abbia risposto. Non credo di essermi sognato il fatto che il Presidente del Consiglio stesso ha aperto la possibilità di un riconoscimento dello Stato palestinese, ponendo 2 condizioni che sono il minimo, cioè il ritorno a casa degli ostaggi e la liberazione della Palestina da Hamas, da un'organizzazione internazionale che faceva i propri quartier generali sotto gli asili, sotto gli ospedali e sotto le case di riposo. Talvolta i cunicoli erano costruiti con finanziamenti dirottati, ovviamente, di organizzazioni internazionali umanitarie. Questo si è saputo, si è scoperto, non perché l'organizzazione lo sapesse o lo volesse, ma perché purtroppo nei 1000 rivoli tante volte c'è un'eterogenesi dei fini. Comunque, quindi voglio dire, la politica non è totalmente inerme, non è totalmente avulsa da quelle che sono Insomma, non le si è girato piazze. dall'altra parte, dice lei. Ma assolutamente no, io non credo, assolutamente no. Guardi, le dico, la politica, se mi è permesso di parlare di un'altra cosa che è successa e la politica non ne ha parlato, in una notte 100.000 persone di nazionalità armena nel Nagorno-Karabakh sono state fatte sloggiare da casa, altrimenti sarebbero passate dalle armi, da parte del governo azero. Ok? Di questo nessuno lo sa, probabilmente qualcuno crede che sia pazzo perché che io stia dicendo parole a caso. Di questo nessuno ne ha parlato. Un esodo forzato
di 100.000 persone alle porte dell'Europa, posto in essere da parte dell'Azerbaigian, che è una democratura, diremmo una dittatura, ecco, oggi governa uno e 20 anni fa governava suo padre. Di questo nessuno ne ha parlato, ma questo non vuol dire che c'è del benaltrismo, per dire no, la situazione dello Stato del nascente, speriamo, Stato di Palestina è assolutamente drammatica. Devo dire che vi sono, e la politica ne parla tutti i giorni, vi sono altre situazioni, magari meno gravi, ma magari in Africa ancora più gravi, di cui veramente non ne parla né la politica né ci sono manifestanti disposti a occupare strade, porti e interporti. Arrivo subito Tocchetto, vi faccio vedere questa foto che ci ha girato Christian Armoit. Questa è la stazione di Treviso, quindi questi binari sono stati bloccati a fianco della flottiglia palestina libera, dovrebbe essere la stazione di Treviso, credo di sì. E quindi questo è accaduto anche questo in stazione a Treviso questa mattina. Restiamo sulle immagini, restiamo su Mestre e Venezia, ma è anche su Padova. Qui a Venezia si sta ballando. Cosa dice? La politica non si è girata dall'altra parte, dice Barbisani in realtà. Allora, la politica ha dimostrato una totale, mi dispiace, inadeguatezza. Cioè, in generale, dice in lei. generale non c'è più una diplomazia, non ci sono più governi così autorevoli da poter discutere. A spot dalla Francia alla Germania qualcuno tiepidamente dice lavoriamo per lo Stato di Palestina, tiepidamente lo fa anche la Meloni, ma molto tiepido, ma la risultanza è che ogni giorno la situazione internazionale peggiora. Quindi mi sembra abbastanza evidente che gli interessi economici siano fortissimi, perché sappiamo bene che anche il nostro Stato in qualche modo i rapporti con Israele ce li ha, ma qui ne vanno della vita delle persone. E se siamo nel 2025 a dover placare guerre che sono devastanti, se nel 2025 non riusciamo a salvare ancora le vite delle persone che muoiono in mare e con Mediterranea, Luca Casalini lo ha dimostrato che si può fare, se lo stesso Papa sta alzando la voce, è il Papa da Francesco a Leone adesso che sta dicendo fermatevi, siete inadeguati cari stati, ma fermatevi, ma risposte non ce ne sono, la gente scende in piazza perché vuole dire fermiamoci tutti, dobbiamo trovare una soluzione che cessi dei conflitti così pesanti. E questo mi sembra abbastanza evidente, che poi scendano bambini, giovani, i giovani che hanno il loro futuro davanti, i ventenni hanno 50-70 anni davanti e non possono iniziare un loro percorso di vita con le guerre alle porte senza una certezza. Allora, arrivo subito Barbisan, un velocissimo flash da Treviso, poi andiamo all'Interporto e a Mestre. Ci dice una cosa, Christian, importante rispetto a quanto ho detto prima per quanto riguarda il PUT, perché a quanto pare la CGIL non seguirà i sindacati di base in questa azione, è così? Ecco, Sara Pasqualin, segretaria generale della CGIL, allora voi non andrete sul PUT, non bloccherete il PUT perché poco fa abbiamo dato l'annuncio con la DL Cobas e gli studenti, voi quindi vi fermate qui? No, noi sì, ci fermiamo qui perché comunque questo era il corteo che avevamo concordato, insomma, e quindi noi adesso qui in piazza faremo le ultime atti, insomma, di questa manifestazione importante e daremo i prossimi appuntamenti perché la CGIL è anche tutto il mese impegnata su tutta una serie di appuntamenti. Abbiamo la manifestazione questo sabato, poi c'è la marcia sulla pace di Perugia Assisi e poi c'è la manifestazione della CGIL del 25 di ottobre. Resta una mobilitazione permanente, l'adesione è massiccia anche da parte della CGIL, dei lavoratori e delle lavoratrici della CGIL questa mattina? Sì, l'adesione oggi è stata molto partecipata, nel senso che abbiamo dati, ci sono in realtà alcune aziende che proprio hanno avuto percentuali molto alte di adesione allo sciopero. È ovvio che la situazione con i lavoratori, sì, lo sciopero è stato annunciato qualche giorno fa, quindi le tempistiche non siamo sempre riusciti a gestirle, però insomma l'argomento era sentito, la partecipazione c'è stata, siamo molto contenti di questa piazza e che ci siano anche tutti questi studenti assieme con noi, con i lavoratori. Tanti giovani.
tanti giovani in questa piazza. Senta Pasqualin, quindi in qualche modo vi dissociate dal resto della manifestazione? No, non è un dissociarsi, è che comunque loro hanno l'esigenza di continuare aggiungendo una parte a questo percorso, noi abbiamo l'esigenza di fermarci qui e di chiudere con i prossimi appuntamenti, perché la CGIL veramente sarà impegnata tutto il mese a sostenere questa piazza, nel senso a continuare il nostro messaggio di pace, ma anche a insistere che questo governo prenda delle decisioni per i nostri lavoratori e per le nostre lavoratrici. Do anche a lei un ultimo flash. I lavoratori trevigiani che stanno aderendo allo sciopero cosa rischiano? Rischiano qualcosa? Ma allora, c'è stata la proclamazione in base alla legge 146, noi pensiamo che l'argomento guerra sia un argomento anticostituzionale, quindi ci siano tutti assolutamente i presupposti per dichiarare lo sciopero. Quindi questa è la nostra posizione che abbiamo dato, che abbiamo anche detto ai lavoratori. Quelli che hanno scioperato sanno che la CGIL non li lascerà sicuramente soli. Grazie Sara Pasqualin, segretaria generale della CGIL di Treviso. Noi adesso, Nicola, con Tommaso Migot seguiamo il flusso che sta andando di nuovo verso la stazione e verso il PUT. Ti ricedo la linea. Grazie a Christian Arboit. Allora, fra poco torniamo in pubblicità. Solo una cosa, fatemi vedere com'è la situazione sul Ponte della Libertà e anche all'Interporto, mentre a Tiene i manifestanti che erano arrivati al casello stanno tornando verso la rotonda. Venezia, Filippo. Sì, eccoci qui, stiamo salendo la rampa che porta al ponte, per cui tra pochissimo saremo sul Ponte della Libertà. Sono anche arrivate le prime cifre sulla partecipazione a questa manifestazione. Teoricamente, da quello che ci è stato detto, dovrebbero esserci circa 10.000 persone a Mestre e 5.000 qui a Venezia, per cui un totale di 15.000 persone secondo quelle che sono le stime della questura. È difficile dirlo perché comunque è una folla che sta continuando a crescere. Noi prima, quando abbiamo sentito che eravamo 5.000, abbiamo saputo che c'era un'altra manifestazione che ci stava raggiungendo dal Ponte di Rialto da parte dei licei, per cui direi che siamo comunque sulle 20.000 persone che tra poco si incontreranno sul Ponte della Libertà, che per quello che mi riguarda è una cosa che non era mai capitata prima. E per quello che riguarda invece lo sciopero, prima abbiamo sentito dall'USB che la partecipazione allo sciopero del trasporto pubblico veneziano, quindi della CTV, era alle 9 di mattina dell'80% per quello che riguarda il trasporto acqueo e del 50-60% per quello su strada. Certo, oramai su strada non si può più passare perché, come vedete, il ponte sta per essere completamente occupato e da tempo non ci si può più muovere se non a piedi attraverso questi due cortei. Perfetto, allora facciamo così, andiamo di nuovo in pubblicità, poi ripartiremo proprio dai due servizi relativi al caso di Treviso, il tassista e il cliente che non è stato preso a bordo perché è accusato di essere sionista. Vediamo il caso e la risposta di Mario Conte, poi torniamo in diretta, vedremo il blocco del Ponte della Libertà di nuovo con i nostri ospiti e poi apriremo una finestra anche su Vicenza, oltre che su Padova. Fra pochissimo. Bye bye. Dobbiamo andare via Treviso Mare 2. Sì, fate auguri. So this man is saying that he doesn't take the people who are Zionists. Zionists, yeah. Un episodio spiacevole che però rimane solo un episodio fondamentalmente. Per noi sono tutti clienti. L'episodio è avvenuto a Treviso ed è Bufera. Un turista di religione ebraica ha denunciato che un tassista gli ha rifiutato la corsa perché è accusato di essere sionista, girando anche un video dell'accaduto. Il tassista, dal canto suo, nega il rifiuto e sostiene di aver detto all'uomo e al suo amico che i sionisti non sono ben accetti a bordo, che le porte sono rimaste aperte ed è il cliente che non è salito e poi che era già impegnato con altre corse. Diversa invece la ricostruzione del viaggiatore, che ha inviato una mail di protesta alla cooperativa radiotaxi di Treviso e al comune e
che sta valutando di segnalare la vicenda alle forze dell'ordine. Noi siamo aperti a tutti, sui nostri taxi salgono tutte le persone, salgono gli animali senza problemi, non ci sono porte chiuse, non rimangono porte chiuse per nessuno. La cooperativa, che ha oltre 30 taxi associati e in arrivo altre 6 licenze per il trasporto disabili, ha comunque una posizione ufficiale e prende le distanze dall'episodio. Noi come cooperativa ci dissociamo dal comportamento del nostro associato. Adesso stiamo valutando se c'è la possibilità di qualche, chiamiamola punizione, di presa di posizione della cooperativa, ma dobbiamo ancora raccogliere più informazioni possibili. Il viaggiatore, un iraniano di religione ebraica, indossava la kippah, il copricapo indossato dai maschi, e afferma che dare del sionista a un ebreo solo perché calza la kippah è come dire fascista o mafioso a chiunque soltanto perché parla italiano. Credo che il collega abbia avuto un momento di difficoltà e abbia purtroppo additato, se vogliamo, questo cliente come capro espiatorio. Il viaggiatore, accusato di essere sionista dal conducente del taxi, ha spedito una lettera di protesta anche a Cassugana, oltre che alla cooperativa, per mettere al corrente dell'accaduto il sindaco, che commenta così il comportamento del tassista. Tendo a rispettare l'opinione di tutti, compresa quella del tassista. Non credo però che non far salire nel taxi un cittadino israeliano che ha solo la colpa di essere israeliano sia la soluzione per costruire un percorso di pace. L'episodio è anche l'occasione per collegarsi a quanto sta accadendo a livello internazionale. Dispiace, nel senso che se dobbiamo lavorare per un mondo di pace, credo che dobbiamo evitare ogni forma di conflitto, ognuno in base alle proprie responsabilità. Non credo che la cosiddetta guerra dei poveri tra cittadini che nulla c'entrano con quanto sta succedendo a Gaza possa incidere su arrivare all'obiettivo che è quello della pace, del cessate il fuoco. E così quello del sindaco diventa un vero e proprio appello al rispetto, a non generalizzare e a comprendere le ragioni di tutte le parti. L'appello che faccio è sempre quello del dialogo e del confronto, anche se ci sono posizioni e origini da un punto di vista di nazionalità diverse. Non credo che tutti gli israeliani siano colpevoli di quanto sta succedendo, e quindi fare la guerra agli israeliani indipendentemente dal loro pensiero non credo sia questo la strada giusta. Siamo rientrati, abbiamo visto allora il caso Treviso, l'abbiamo raccontato prima, commentato, era giusto anche farvi vedere per chi si fosse perso questa vicenda, insomma, che ha comunque un aspetto inquietante su tutto il tema. Solo un flash, faccio vedere le immagini a Tiene, i manifestanti si sono seduti, siamo nella zona della rotonda che porta al casello, dopo aver bloccato la strada ora sono fermi in questa posizione, dopo aver anche dipinto la scritta Free Palestine vicino al casello, situazione comunque sotto controllo. A Padova mi dicono che l'interporto adesso è bloccato, quindi andrei lì, andrei da Chiara Gaiani e poi torniamo su Venezia Mestre e poi apriamo anche una finestra su Vicenza con Luisa Bertini e Simone Squarcina. Prima però vorrei vedere Padova. Siamo a Padova qui? Sì. Vomitare la loro propaganda, sappiamo benissimo cosa rispondere. Chiara? Non sarà la minaccia o il pensare che stiamo creando qualcosa. Scusa, ma c'è il corteo che rimomba, ti sto sentendo. Adesso siamo proprio alla testa del corteo al popolo palestinese e li stanno creando ai lavoratori e alle lavoratrici di questo paese. Con i colori della Palestina blocchiamo le armi, la zona che vedete adesso inquadrata dal collega Sandro Ponchio è la zona dell'interporto che è stata di fatto bloccata dal corteo. Sono almeno 2000 persone che ha invaso Corso Stati Uniti e paralizzato tutta la zona industriale di Padova, e così di fatto tutta la città. È bloccato sia l'accesso all'autostrada sia l'entrata e l'uscita di mezzi dall'interporto di Padova. Adesso noi siamo diretti verso una rotonda e vediamo che cosa succede. Perfetto, grazie. Allora no, torniamo su quelle immagini perché sono immagini emblematiche, insomma, e anche davvero si è viste poche volte. Forse
ai tempi del Covid, ma non c'era quella gente, ovviamente il Ponte della Libertà così vuoto, privo di macchine, perché il Ponte della Libertà in questo momento è bloccato, ci sono persone che lo stanno percorrendo a piedi e quindi non passano le auto. Questa è la ripresa, credo, della troupe di Mestre di Ilaria Marchiori, mentre il nostro Filippo Fois è dall'altra parte, ma questo è già un colpo d'occhio notevolissimo. Ilaria. La libertà, quindi manca veramente poco perché inizia questo corteo storico, un corteo che i manifestanti stanno venendo avanti. Per farvi capire, sono appena entrati, insomma, mezzo chilometro sul Ponte della Libertà. Ora lo stiamo percorrendo a piedi, come dicevi, forse solamente durante il Covid era così vuoto il Ponte della Libertà, ora lo stiamo percorrendo, i manifestanti stanno venendo avanti, ricordiamo che sono a migliaia, quindi lo bloccheranno presumibilmente poi fino a mezzogiorno, forse poco più secondo quanto ci hanno detto, quindi continuiamo a percorrerlo mentre i manifestanti stanno proseguendo, stanno venendo avanti. Ad un certo punto si uniranno anche con gli altri che stanno arrivando da Venezia, da Piazzale Roma, e quindi il ponte sarà completamente bloccato. Ilaria, sentivamo prima Filippo Fois, c'è un po' il consueto balletto delle cifre. Per la questura dovrebbero essere 10.000 manifestanti di Mestre, ma tu mi dici probabilmente sono molti di più. No, assolutamente, non sono assolutamente 10.000, sono secondo fonti delle forze dell'ordine almeno 20.000, come vi dicevo prima, almeno 20.000. Secondo invece molti rappresentanti dei partecipanti potrebbero arrivare anche a 40.000. Questo perché? Perché è difficile al momento riuscire a dare una cifra esatta, perché sono talmente tanti e anche addirittura dietro una curva che adesso da qui ovviamente non si può vedere, che è ancora difficile quantificarli, però un dato certo è che sono almeno 20.000, quindi i 20.000 sono un numero sicuro, ma mi dicono che potrebbero essere in realtà molti di più. Perfetto, allora restiamo anche con l'immagine. Ecco, se dici al buon Simone Merlo di girare la telecamera, perché l'immagine emblematica è quella del Ponte della Libertà, di fatto sgombero di auto, eccola qua. Questo è Ponte della Libertà vista da chi sta venendo a Mestre, questo invece è il Ponte della Libertà, lo vediamo magari a doppio schermo, vista da chi sta entrando da Venezia verso il Ponte della Libertà, dove c'è Filippo Fois. Ecco, abbiamo campo e controcampo, siamo perfetti. Grazie a Francesco Cerone e Alberto Pivetta. Filippo. Sì, eccomi Nicola, aspetta che ci spostiamo perché qua è veramente fortissima la musica. Abbiamo Tommaso Cacciari in diretta, prego Cacciari, eccoci qua. Lei ha detto prima, ha ricordato, non si era mai vista una tale massa di persone che si incontrasse sul Ponte della Libertà. Mai, forse bisogna andare con la memoria alle lotte operaie degli anni 60, ma io non ero ancora nato, sicuramente da quando io faccio piazze e ormai di anni ne ho quasi 50, una cosa del genere non si era mai vista. Il Ponte della Libertà era stato bloccato nel 2008 dal movimento studentesco dell'Onda, ma non eravamo lontanamente neanche vicini ai numeri che oggi si stanno muovendo solo da Piazzale Roma. Questi numeri sono incredibili, Ma come mai secondo lei c'è una partecipazione proprio per la gravità di quello che sta accadendo, che non avevo mai visto forse? Ci sono tanti elementi che sono precipitati in questo movimento che ormai non si ferma più. C'è sicuramente 2 anni di genocidio in diretta. Qui non siamo nella Germania degli anni 30 in cui qualcuno poteva dire io non so cosa succedeva, non sapevo cosa succedeva dall'altra parte del muro di Dachau. Qua stiamo assistendo a un genocidio in diretta. Ogni giorno la gente vede le immagini dei 65.000 morti, di cui l'87% sono civili, lo dice l'ONU, non è che lo dicono i movimenti. 75% dei morti sono donne e bambini, nella totale
totale immobilità dei governi europei. Non c'è solo la Meloni, ci sono tutti i governi europei, infatti questo è un movimento europeo. Non è più possibile, dopo 2 anni la gente ha detto basta, basta, e addirittura la cosa storica di oggi è che si sono messe insieme le sigle sindacali, viva Dio, finalmente hanno smesso di farci la guerra tra Cobas, USB, CGIL, e c'è stata una convergenza meravigliosa tra sindacati, studenti, collettivi, movimenti che si sono uniti per dire basta. Poi ovviamente c'è anche l'elemento politico contro un governo che può anche dire Tajani che lancia 2 scatole di aiuti, ma se poi alla fine l'Italia è il terzo paese d'Europa per vendita di armi a Israele, è chiaro che l'ipocrisia di questo governo cade e quindi queste mobilitazioni assumono anche un carattere Filippo, fammi andare però anche a Vicenza. Grazie Tommaso Cacciari. Ok, allora fammi andare anche a Vicenza, restiamo però anche su Venezia, adesso faccio rispondere anche a Barbisan sulla questione delle armi. Un flash velocissimamente di immagini da Treviso, perché allora lo dicevamo prima, i Cobas, i sindacati di base, insomma, stanno andando insieme agli studenti verso il PUT. La CGIL ha fermato, diciamo, la sua manifestazione in piazza Borsa, credo, e qui stanno andando verso il PUT. Apriamo la finestra veloce anche su Vicenza, Luisa Bertini e Simone Squarcina. Veramente un flash però, perché devo tornare subito a Padova. Allora, sì, fammi un capire flash cosa... velocissimo, qui si stimano tra le 7. Luisa, solo una cosa, allora sulle ragioni dello sciopero abbiamo sentito tantissime persone, vorrei che chiedessi ai tuoi ospiti cosa vogliono fare, perché abbiamo già detto più di una volta quali sono le ragioni. Sì, allora adesso siamo in Viale della Serenissima, l'intenzione è quella di dirigersi verso il casello di Vicenza Est. Sono partiti stamattina alle 8:30 con 2 cortei distinti, uno organizzato dalle associazioni studentesche, dagli studenti, partito dalla Cittadella degli Studi, l'altro organizzato da CGIL, associazioni e sindacati, partito dallo Stadio Menti. Qui noi abbiamo intercettato anche esponenti dell'amministrazione, sono con l'assessore Nicolai. La partecipazione alla manifestazione da parte delle istituzioni, che cosa significa? Beh, noi siamo innanzitutto privati cittadini anche, e siamo cittadini che non possono voltarsi dall'altra parte, non solo come privati cittadini ma anche come amministrazione. Non ci siamo mai voltati dall'altra parte in questi mesi e oggi era un dovere essere qui, lo era anche ieri, lo era anche ieri l'altro. Noi nelle piazze ci siamo sempre, abbiamo anche esposto gli striscioni, abbiamo votato le mozioni con il Consiglio Comunale, qua con me sono anche dei consiglieri comunali, anche perché oggi è successo qualcosa di peggio. Non solo c'è un genocidio in corso che è veramente da condannare in ogni ordine e grado, insomma, ma soprattutto è stata attaccata anche tutta la popolazione. L'attacco alla flottiglia, il respingimento non è un abordaggio, è letteralmente un arrembaggio, un atto di pirateria vile che non può essere più perdonato. Non possiamo più perdonare queste cose, non possiamo far finta che siano parte di qualcosa che non capiamo. È un disegno genocida verso il popolo palestinese. Oggi dovevamo essere qui e noi ci siamo sempre stati e ci saremo. Nel caso in cui gli attivisti avessero l'intenzione di bloccare il casello di Vicenza Est, l'amministrazione che cosa dice? Ma è assolutamente concordato tutto con la questura e quindi è compito della questura. Se la questura ha concordato e siamo qua, direi che non ci sono stati blocchi e scontri, direi che non c'è alcun problema. Ecco, da Vicenza concludiamo, intanto noi ci spostiamo nella testa del corteo, pronti a richiedervi la linea. Perfetto, allora mentre ci spostiamo verso Padova, Barbisan. No, parlavamo prima questo era un caso di amministratore, ecco, rispetto ad altre voci che abbiamo sentito oggi. Ma mi pare che diceva che partecipava a titolo personale, certo, quindi, però... ma guardi che per me uno può andare a fare tutte le manifestazioni che vuole. Io dico che quando il disegno è bloccare un servizio pubblico essenziale anche ad altri che lo devono poter azionare ed esercitare perché hanno delle necessità, io sarò sempre contrario. Prima parlavamo dell'inadeguatezza della politica perché ascoltavamo l'intervento di un famoso no global. Tommaso Cacciari? No, quello prima. Luca Casarini. Luca Casarini. All'inadeguatezza della politica io mi ero permesso di dire invece che la politica è presente sul tema, perché per quanto le azioni siano poche, nel caso della Palestina
i fari sono puntati. Ma guardate che ormai la guerra in Ucraina, in Russia, dove la politica è altrettanto inadeguata, non sta neanche più facendo notizia tra un po', perché per fortuna, tra virgolette, ovviamente, che i russi lanciano qualche drone e allora ci si sveglia, ma la situazione delle popolazioni nell'est dell'Ucraina non è tanto semplice e tanto serena. Io volevo dire questo, che la politica è inadeguata sul tema della Palestina, sul tema dell'Ucraina e probabilmente su tanti altri temi. Prima ho fatto un altro esempio di cui nessuno parla. Dico solo che la politica, almeno a parole, sul tema della Palestina oggi sta riempiendo le pagine di giornali. Vi sono altri teatri di guerra, come quelli anche molto prossimi ai nostri, come l'Ucraina, sui quali vi è altrettanta inadeguatezza da parte di tutti gli Stati europei, ma mi permetto di dire anche e soprattutto della Commissione europea in questo caso, e dove addirittura non fa neanche più notizia. Noi stiamo rischiando di dimenticarci un altro gravissimo conflitto che ha delle conseguenze di devastazione anche economiche sull'Europa, forse maggiori di quelle del conflitto israelo-palestinese. Mi pare che le parole di Barbizan siano chiare, cioè l'inadeguatezza della politica c'è e noi lo stiamo condannando. Non ci sarebbero le guerre. Noi lo stiamo condannando da tempo. Qui chiacchierano, ma non portano a casa assolutamente niente. Le dimostrazioni di oggi nel Veneto, nelle nostre città, ma penso in tutta Italia, della gente che scende in piazza è proprio questo, è un grido d'allarme. Attenzione, abbiamo le guerre da 2 anni, da 3 anni, da 4 anni e ci sono i governi inadeguati sulla questione dei finanziamenti, sulla questione delle armi, sulla questione del rispetto della popolazione civile, sulla questione dei morti che vediamo tutti i giorni. E allora se la gente scende in piazza, e ripeto sono contentissima che ci siano tantissimi giovani, è perché a loro che hanno il futuro davanti la politica deve dare una risposta, ma in questo momento c'è una totale inadeguatezza, perché si parla, addirittura il nostro Premier è pure allergico alle conferenze stampa, ma i risultati non se ne vedono. Vogliamo dare un voto? Meno di zero, perché non si può chiacchierare, andare in tavoli internazionali e non risolvere la questione, anzi ogni giorno si aggrava sempre di più. E questo è un problema serio, perché non c'è, ripeto, una politica all'altezza della situazione molto pesante che in questo momento tutto il mondo sta vivendo, ma in particolare nella nostra realtà. Non c'è una politica mondiale all'altezza, non è un problema del governo italiano, perché ci sono tanti altri stati di centro-sinistra, centro-destra, alto e basso, tutto quello che vuoi, e mi pare che le prese di posizione, oltre a dire che dichiareranno lo Stato della Palestina, che fa un po' di fuffa, scusa se mi permetto, interventi concreti da parte di liberali, socialisti, progressisti o conservatori che siano. Ma la risposta è quella della gente che dice dimettetevi, andate via, non siete in grado di gestire le cose. Io sono a favore di tutte le manifestazioni che non creino disagio. E infatti non stanno creando disagio in questo momento qua. Non mi pare che ci siano tafferugli, ci sono solo delle posizioni tranquille, sono delle posizioni tranquille di una mattina che non cambiano la vita delle persone. I tafferugli. Cosa frena l'Europa, l'ONU dall'intervenire con maggiore forza, secondo lei, Barbizan? Frena il fatto Ci sono questioni economiche in ballo, ovviamente. Frena il fatto che non è di secondaria importanza l'influenza che lo Stato di Israele ha sui sistemi di sicurezza che i maggiori stati diremo del primo mondo così utilizzano, no? E quindi noi sappiamo che l'intelligence israeliana è la più avanzata al mondo, assolutamente. Vi ricorderete di cosa sono stati capaci di fare con le radioline, con i walkie-talkie, cioè sono operazioni che neanche nei film di fantascienza potevamo immaginare. E vi è il fatto che Israele è uno stato democratico,
e quindi diciamo ed è l'unico o quasi l'unico spezzone di democrazia che vi è oggi nel Medio Oriente. Vi è il fatto che ci sono dei rapporti consolidati forti come quelli transatlantici tra Europa e Stati Uniti, tra Israele e Stati Uniti. Possiamo pure ricordare che quando c'era il presidente degli Stati Uniti precedente, Biden, la situazione, la pressione nei confronti di Israele, pur essendo lui un democratico, non era tanto maggiore o minore di quella di Trump, perché le cose andassero diversamente. E vi è sempre stata da parte della la comunità internazionale il desiderio che Israele potesse vivere in pace, perché eccettuati gli ultimi mesi o gli ultimi 2 anni, Israele è sempre stata in una condizione nella quale vi sono potenze regionali come l'Iran che vivono per produrre l'arma nucleare e sognano di distruggere Tel Aviv e Gerusalemme. Probabilmente Gerusalemme no, ma Tel Aviv sicuramente. Quindi diciamo che il diritto di vivere in pace da parte dello Stato di Israele negli ultimi 50-60 anni è sempre stato protetto dalla comunità internazionale, perché questo Stato si vedeva a fronteggiare organizzazioni internazionali come quella di Hamas, che oggi governa o governerebbe lo Stato della Palestina. Anche su questo bisogna stare molto attenti, non si può dire di sia uno Stato di Palestina dove a decidere sono 4 persone imbucate sotto un tunnel che con la democrazia non c'entrano niente e che utilizzano i palestinesi come scudi umani. Quindi oltre alla liberazione della Palestina dalle minacce dell'esercito israeliano, dobbiamo parlare anche di una liberazione della Palestina da parte di Hamas. Allora, Tocchetto, arrivo subito. C'è da dire poi che Hamas non è sempre esistita, è anche di formazione recente, no? Certo. Beh sì, sarà da 10 anni però almeno, che ha vinto le elezioni ha vinto le elezioni nella striscia di Gaza, poi non le ha più fatte. Nella storia le ha vinte una volta e poi non le ha più fatte. Gli scontri, ma anche i massacri ci sono stati un po' da tutte e 2 le parti. Io ricordo Shabra Assolutamente, certo. E siamo nell'82, però era anche quello all'interno di un conflitto. Vabbè. No, vabbè, ma è una cosa, guardi, che non è che io prendo. Diciamo che nello statuto di Hamas vi è la distruzione dello Stato di Israele. E quindi è difficile l'autorità palestinese, l'OLP, che precedentemente governava la striscia di Gaza, oggi governa solo la Cisgiordania, non ha questa velleità. Capirà che è un attimo diverso poterci fare i conti. Allora, Tocchetto, arrivo subito. Sì. Qui siamo a Treviso, siamo a 100 metri dal PUT, poi andiamo a Padova perché c'è l'invasione della rotonda verso zona interporto. Cristian. Porta 7:40. Sì, Nicola, sta entrando adesso sotto la porta di Santi 40 il corteo, questione di poche decine di metri e siamo sul PUT. Sono anche, si sono concentrate qui nella zona anche le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia locale. Questione davvero di pochi metri. Il corteo è composto da migliaia di persone, di organizzatori. Prima la DL Cobas ha parlato addirittura di 8.000 manifestanti. Le forze dell'ordine ci riferivano a metà mattinata di almeno 3.000 persone, comunque numeri elevatissimi, soprattutto per la marca trevigiana, numeri che erano del tutto inattesi. Pochi metri a questo punto ci siamo e siamo sul PUT. Il traffico, come vedete, è stato bloccato dalle forze dell'ordine, dalla polizia locale. Ci sono gli uomini della questura anche poco più in là. Si procederà poi su via Montegrappa perché l'intenzione è quella di raggiungere il centro sociale Django. Insomma, vediamo se sarà un mero passaggio o se ci sarà un blocco di qualche minuto. Anche questo era oggetto di trattativa. Al momento va sottolineato, lo vedete, tutto nella massima regolarità, nel senso
non ci sono tensioni particolari, questo va registrato alle 11:26 del mattino. Allora restiamo tanti con te giovani, perché vorrei tanti capire giovani, appunto se è un semplice passaggio oppure se rimangono sulla strada. Questo è un po' dirimente anche per capire il traffico. Restiamo un attimo con te. Nel frattempo, in questo momento... Ecco, in questo momento stanno defluendo, si sta semplicemente defluendo. Vediamo cosa ci dice, se ci può aggiornare Gaia Righetto. Gaia Righetto, siamo ancora in diretta, quindi ci può aggiornare su quello che sta accadendo. Voi state... Ecco, noi siamo ancora in diretta, Righetto, ci può aggiornare. Voi adesso siete in diretta. In questo momento migliaia di studenti e studentesse e persone si stanno dirigendo verso Viale Montegrappa per bloccare la strada, perché quello che hanno detto i portuali di Genova, cioè blocchiamo tutto per stoppare il genocidio, è quello che abbiamo bisogno di fare. Dobbiamo usare il nostro privilegio oggi per stare a fianco della popolazione di Gaza. Quindi siamo qua in Viale Montegrappa e stiamo bloccando il PUT e Viale Montegrappa. Adesso vedremo, ci sono migliaia di persone, quindi è anche, insomma, bisogna capire anche che cosa vuole fare la gente. Grazie Righetto. Perfetto. Tutto in evoluzione. Adesso il corteo si è fermato. Nicola. Perfetto, allora restiamo un attimo in prima fila. In stand-by. Restiamo in stand-by su Treviso, però voglio vedere anche Padova. A Padova, Chiara Gaiani. Sì Nicola, allora il corteo è sfilato lungo Corso Stati Uniti, è entrato nella rotonda con Viale delle Ricerche Scientifiche e si è rimesso su Corso Stati Uniti. Un corteo che per ora sta sfilando in modo del tutto pacifico. Vedete che le file si sono man mano ingrossate, sicuramente ci sono almeno 3.000 persone qui, blocchiamo le armi, adesso stiamo sostanzialmente ripassando l'interporto. Questa zona di Padova, questa area della zona industriale è del tutto bloccata. Le immagini di Sandro Ponchio vi fanno vedere chi sta sfilando in corteo in questo momento. Perfetto, grazie allora Chiara. Andiamo a Venezia sul Ponte della Libertà e poi andiamo da Antonella Tocchetto che è in stand-by un attimo. Ilaria o Filippo a questo punto? Ditemi com'è la situazione, solo un flash per capire com'è la situazione. Fois non mi sente, vediamo Ilaria. No, Filippo ti sento, però non hai il microfono acceso. Se vuoi ti faccio il Ponte della Libertà. Ecco. Io chiederei a Edoardo Paris se vuole girarsi, perché di fronte a me noi iniziamo a vedere altre bandiere che presumo arrivino da Mestre, per cui forse stiamo per raggiungere le avanguardie, per così dire, dei manifestanti che arrivano dalla terraferma. Alle nostre spalle invece continua il corteo, ve lo facciamo rivedere perché è qualcosa veramente di impressionante. Spesso sentiamo dare cifre di 1 milione di persone in piazza, qua ce ne sono 20.000, sono 20.000 persone effettive. Prima ci confrontavamo anche con altre persone, noi abbiamo riconosciuto un sacco di residenti, questi sono tutti residenti a Venezia Centro Storico, non è una manifestazione regionale come le altre che avevano fatto anche grossi numeri, questa è tutta gente, sono almeno 6.000 che abitano in una città che come sapete ha 48.000 abitanti e quelli che stiamo per incontrare adesso, sono controluce, mi scuso, sono tutti residenti di Mestre, perché chi è di Padova, chi è di Vicenza, chi è di Treviso sta dimostrando nella propria città. Questo ci dà proprio l'esatta cifra di quanto questa manifestazione sia stata sentita e personalmente che manifestanti da Venezia e Mestre si incrocino, si incontrino a metà del Ponte della Libertà è un fatto che è assolutamente senza precedenti, come diceva Tommaso Cacciari, ma nessuno di noi si ricorda qualche cosa che sia stata così importante. È particolarmente più simbolico anche peraltro. Per ora, Nicola. Certo, grazie. Allora, restiamo su il momento diciamo più importante da vedere è proprio questo, lo diceva anche Filippo Fois peraltro. La rivalità tra Venezia e Mestre la conosciamo, tra mestrini e veneziani. In questo momento c'è questo ideale connubio nel nome di questa situazione tra mestrini e veneziani che si incrociano insieme sul Ponte della Libertà. Restiamo con quelle immagini, però non
senza collegamenti in questo momento. Restiamo con le immagini. Antonella Tocchetto. Mi viene in mente quando c'era il referendum che non andava mai a buon fine perché non c'erano coloro che andavano a votare. Questa insomma mi pare una manifestazione che ha unito le due anime di una città sicuramente molto complessa, perché le criticità all'interno della città di Venezia sono di un tipo, quelle di Mestre sono un altro, però nel nome del cambiamento delle situazioni internazionali e di una volontà che ci sia una politica seria, non di guerra, io penso che sia una grandissima risposta, anche perché se gli stessi giornalisti dicono che questi numeri non sono mai stati visti negli ultimi, diciamo, 30-40 anni o forse anche prima, significa che proprio c'è la volontà di scendere in piazza e far capire a chi ha le leve del potere che le situazioni devono assolutamente cambiare, e quindi io la trovo una cosa molto ma molto positiva, anche perché, ripeto, i giovani stanno prendendo in mano le redini del futuro. Questa è la cosa positiva che credo debba segnare questa grandissima manifestazione. Sono i giovani, con dietro anche tutte le altre persone, ma sono i giovani in prima linea che chiedono un cambio, e questo penso che sia una grande azione di democrazia che segnerà veramente la nostra storia, e penso che di questa manifestazione, che credo anche in giro per l'Italia sia così numerosa, avrà fatto la storia oggi, e questo non possiamo dimenticarlo, e quindi insomma ben venga che ci siano queste situazioni. Poi indubbiamente non è che con una manifestazione magari oggi finiscono i bombardamenti da una parte e dall'altra, però voglio solo ricordare che il signor Trump, perché così io lo chiamo ritenendolo inadeguato al ruolo di presidente, sembrava che dopo 2 giorni dal suo insediamento dovesse in 24 ore, massimo 48, finire tutte le guerre, soprattutto quella tra Russia e Ucraina e Israele e Gaza, e dopo 1 anno siamo ancora qui a discuterne con un aggravamento delle situazioni, perché lo sconfinamento anche dei droni, russi o no che siano, è comunque una cosa che fa preoccupare. Allora, restiamo con queste immagini perché non vogliamo perdere ovviamente il momento dell'incontro tra Mestre e Venezia sul Ponte della Libertà. Restiamo su queste immagini, anche a doppio schermo come volete. Nel frattempo ha parlato di Trump, Barbisan. Allora, Hamas dice in queste ore abbiamo ancora bisogno di tempo per studiare il piano Trump. Allora, di questo piano Trump si è parlato, lei come lo giudica? Ma se no, guardi, a grandi linee? No, se sapevo tutto mi iscrivevo al PD, ecco, come diceva un mio collega in consiglio comunale, quindi non sono un grande diciamo analista di politiche geopolitiche internazionali come Antonella Tocchetto, quindi io mi limito solo, grazie, perché tutti te lo riconoscono, però voglio dire, nelle proposte di pace che sono state fatte è sempre Hamas che ha, diciamo, come si può dire, è stata recalcitrante rispetto alla possibilità di addivenire almeno a una tregua, se non a una vera e propria proposta di pace. Volesse veramente fare la pace, libererebbe gli ostaggi che oggi ancora sono nelle sue mani, speriamo che siano vivi, se non sono vivi almeno farebbe in modo di far trovare i cadaveri per almeno dare una degna sepoltura a persone morte, però la caratura criminale del gruppo di Hamas è tale per cui non hanno rispetto non solo delle persone vive ma neanche dei cadaveri. Quindi devo dire, mi dispiace perché mi pare che intorno al progetto di pace Trump vi siano state delle parole anche di apertura, mi pare anche del segretario del Partito Democratico, che diversamente a quanto diceva Antonella Tocchetto, probabilmente su questo non sono d'accordo, vede nel piano di pace Trump proprio ieri, sì, esatto, astenuti, quindi non siete contrari, perché sembra incredibile, ma vi è della ragionevolezza anche all'interno del Partito Democratico, in questo caso rappresentato dall'onorevole Franceschini, che pare che in un asse con il capo dello Stato abbia fatto calmare gli animi più ribollenti del Partito Democratico e abbia fatto capire che
questo piano di pace deve trovare consenso internazionale per provare a decollare. Hamas è contraria, ma da un'organizzazione criminale come Hamas, terrorista come Hamas, che predica la distruzione dello Stato di Israele come Hamas, non mi aspetto nulla di diverso. Speriamo, perché a me pare che il presidente Trump, nella enorme difficoltà in cui abbia cercato in tutti i modi e abbia messo in campo più azioni rispetto a prima per cercare la pace e nel conflitto ucraino-russo e in quello israelo-palestinese. Devo riconoscere che non sono stati sforzi probabilmente sufficienti, se non riconoscere, ecco, delle migliori intenzioni che però purtroppo non hanno portato esiti particolarmente fausti. Speriamo che la politica lo possa seguire, ma non perché lui, perché comunque gli Stati Uniti hanno un ruolo guida nel mondo, soprattutto su certi teatri di guerra. Che questo sia un piano di pace, io mi auguro credibile, che possa trovare sostegno internazionale. Quando si va a trattare non più con uno Stato, ma con un'organizzazione criminale come Hamas, è difficile aspettarsi che loro vogliano avere una guerra, una tregua, scusatemi. Marta, qui siamo a Tiene, questa azione simbolica, i corpi a terra. Ecco, vedete, in questo momento c'è questa azione, questa riproposizione di sirene da guerra, sirene da bombardamento e corpi stesi a terra. Questo è, come dire, questo atto, diciamo, di protesta che riecheggia le vittime di Gaza. Questo accade a Tiene in questo momento. Abbiamo visto prima in testa al corteo che da Venezia si sta per incrociare con Mestre i bambini, altro segno importante, insomma, della manifestazione di oggi. Li vedevamo proprio in prima fila, un gruppo di bambini, mentre appunto questa è la dimostrazione, la scelta degli attivisti a Tiene di stendersi a terra per simulare le tante, troppe vittime di Gaza. Vediamo se abbiamo anche le immagini, se torniamo a Treviso, per capire se alla fine hanno lasciato il PUT o se sono ancora fermi sul PUT. Vedo le immagini. Cristian, dove siamo? Allora, adesso siamo sul viale Monte Grappa. Il corteo sta defluendo verso la sede dei centri sociali, la sede del Django, quindi diciamo così il blocco, l'occupazione del PUT è durata 5 minuti, 5-10 minuti, e adesso appunto il corteo sta defluendo regolarmente. Alla testa di questo corteo ci sono le forze dell'ordine, non so Tommaso se possiamo inquadrare il traffico lì in fondo, è completamente bloccato, quindi polizia locale, carabinieri, questura si alternano e vengono scanditi gli slogan che state sentendo da tutte le piazze del Veneto da questa mattina. E i numeri come sempre sono controversi, ma parlavo anche con qualche collega, possiamo dire tra i 4 e i 5.000 di sicuro, tantissimi di questi giovani che hanno scioperato, che appunto non sono entrati in classe questa mattina. Signora, buongiorno, siamo in diretta su Antena 3, posso chiederle come mai lei è qui questa mattina? Sono qua per partecipare, perché sono d'accordo. È una causa giusta. È una causa giusta. Certo, ha una causa, la causa della Palestina, genocidio, tutto quello che... La signora è d'accordo, ecco, queste sono le immagini da Tiene. Allora Chris, torno tra te tra pochissimo, questi corpi a terra, la dimostrazione, diciamo, degli attivisti a Tiene. A Vicenza mi dice Luisa Bertini che stanno per bloccare la strada, forse la zona del Casello. Luisa Bertini. Sì, si stanno avvicinando verso il casello, adesso li vedete, il casello è proprio qua dietro alle nostre spalle,
blindata la città, blindato il casello, vediamo le forze dell'ordine, vediamo la polizia schierata, la polizia locale, i carabinieri, sono circa tra i 7.000 e i 10.000 stimati i ragazzi, studenti partiti stamattina alle 8:30 dalla Cittadella degli Studi, che poi sono confluiti nella manifestazione organizzata dalla CGIL e dalle altre sigle sindacali, partiti dallo stadio Menti e poi hanno proseguito lungo il ponte, si sono spostati davanti alla caserma Ederle. Manifestazione con tanto di striscioni e cori, come appunto abbiamo visto anche nel resto della regione. Al momento siamo arrivati, abbiamo proprio varcato il confine della rotatoria dell'autostrada di Vicenza Est e siamo qui in rotatoria. Perfetto. Cori e striscioni che continuano, ecco. Perfetto, grazie. Allora, Ecco, al momento la situazione che vedete è quella che vi abbiamo fotografato, ci risentiremo a breve per un prossimo intervento. Grazie a Luisa Bertini, vediamo se c'è Padova e poi torniamo a Venezia. Padova? Ma era abbastanza annunciato. Padova, la nostra Gaiani è impegnata in una conversazione, credo, ma questa è la situazione di Padova. Allora andiamo a Mestre e Venezia, dovremmo esserci ormai, Ilaria e Filippo. Vi state per vedere? Vi state per salutare? Uno da una parte, uno dall'altra? Sì, allora, Nicola, mi sentite? Sì. Voi dovreste vedere... In questo momento io mi trovo... Sì, vai. No, invece noi non vediamo ancora, non stiamo vedendo arrivare gli altri manifestanti da Venezia. In questo momento noi ci troviamo esattamente a metà del ponte. I manifestanti provenienti da Mestre stanno arrivando, vedete sono ancora un po' lontani, ok, perché ti sei un po' spostato in avanti. Credo che in una decina di minuti. Noi sì, ci siamo spostati. Dall'altra parte però vi faccio vedere subito con l'inquadratura di Simone Merlo, non vediamo ancora arrivare i veneziani. A questo punto potrebbe darci qualche aggiornamento Filippo Fois per capire se sono partiti o a che punto sono, perché l'incrocio dovrebbe essere proprio qui a breve. Allora il nostro Filippo Fois aveva visto delle bandiere, per cui adesso torniamo da lui e vediamo che bandiere aveva visto. Sì, no, le avevo viste, adesso diciamo che erano delle avanguardie, quelle che abbiamo incontrato, adesso stiamo vedendo all'orizzonte, ricordiamo che il ponte è lungo quasi 4 km, certo. Per cui non lo si può percorrere in pochissimo tempo, però in fondo noi vediamo il corteo di Mestre, cioè oramai siamo in contatto visivo e per cui ci incontreremo, io non saprei dire quanti chilometri sono adesso che ci separano da loro, ma insomma oramai ci siamo. Tra l'altro prima parlavamo anche di scioperi, io vedo che qui c'è Monica Zambon che è una segretaria della CGIL. Zambon, Monica? Ne approfittiamo visto che tanto ancora ci separa qualche chilometro. Volevo chiederle come sta andando lo sciopero, quali sono le adesioni nei comparti di cui lei si occupa oggi? Beh, è un po' presto per dirlo, nel senso che noi siamo qui in manifestazione, però soprattutto nella situazione pubblica, anche appalti, c'è stata un'adesione, la stiamo, come si può dire, rilevando in questo momento, anche perché appunto sono dei lavoratori distribuiti anche su turni e di conseguenza, insomma, ecco, speriamo di avere questo dato il più presto possibile. Lo sciopero è di 24 ore? Assolutamente sì. Senta, prima era con dei lavoratori della sanità? Ero con dei lavoratori degli appalti della sanità, in particolare insomma con quelli del centro prenotazione, ecco, di Mestre di Venezia. Di fatto hanno garantito forse il minimo, perché ovviamente insomma si tratta anche di un servizio di pubblica utilità. Però hanno scioperato tutti perché insomma la causa è fuori discussione. Certo, grazie a Monica Zambon della CGIL. Noi proseguiamo, dunque adesso vi rifacciamo vedere che oramai all'orizzonte si intravedono sempre più vicini i manifestanti con i quali ci incontreremo tra poco, provenienti da Mestre. A te la linea. Grazie a Filippo Fois. Allora, Treviso, abbiamo detto Viale Montegrappa, quindi siamo in contatto con Treviso. Marta, a Tiene abbiamo visto i corpi a terra, com'è la situazione lì?
Allora, si è appena svolto il flash mob che abbiamo appena visto, i corpi a simboleggiare appunto le morti, le migliaia di morti che sono in corso a Gaza. Ora stanno continuando il comizio, ma la situazione, lo ripeto, è stata pacifica, una mobilitazione pacifica. Il loro obiettivo, l'hanno raggiunto, è stato quello di bloccare la strada, bloccare il casello, e adesso continuano con i vari discorsi dei vari partecipanti, dei vari manifestanti, tutto in maniera molto pacifica. Hanno detto insomma che adesso si dirigeranno verso un'altra rotonda, quindi la manifestazione continua, il blocco delle strade continua, ma lo ripeto in maniera pacifica. A te la linea. Non so se Luisa Bertini ha raggiunto ormai l'altro casello, quello di Vicenza Est, mi pare che fosse. Luisa? Sì, siamo qui, abbiamo raggiunto il casello di Vicenza Est. Qui vedete schierate le forze dell'ordine che hanno al momento interrotto il corteo, ovviamente proprio qui alle porte del casello dell'autostrada. Vediamo schierate polizia locale, carabinieri. Intanto si susseguono i cori e gli striscioni. Blocchiamo tutto, lo slogan che contraddistingue questa giornata di oggi. Qui abbiamo anche tanti esponenti della CGIL, delle sigle sindacali, oltre ai ragazzi, oltre le associazioni. Corteo molto partecipato che è partito stamattina. Luisa, c'è stato anche lo stesso corteo partito dalle strade scuole del centro, è partito dalla cittadella degli studi, quello degli studenti, e sono confluiti poi insieme a quello partito dallo Stadio Menti della CGIL e delle altre Se chiedi a Simone associazioni. Squarcina, di far vedere la massa di persone, anche il colpo d'occhio di Vicenza è abbastanza impressionante. Sì. C'era prima un'inquadratura dall'alto che rendeva bene l'idea, un po' più alta, che rendeva bene l'idea. Anche qui vedo diverse migliaia di persone. Sì, stimano tra i 7.000 e i 10.000, però ovviamente sono stime provvisorie. Adesso vediamo che stanno arrivando addirittura con della vernice, credo. Stanno arrivando con della vernice, adesso non so se ci si... Tantissime persone a Vicenza, le immagini di Simone Squarcina sono più, come dire, importanti di tante parole. Queste sono le immagini di Simone Squarcina. Ecco, stanno adesso invece per probabilmente, come hanno fatto a Tiene, con la vernice probabilmente. Come hanno fatto a Tiene, e la scritta Free Palestine a terra, molto probabilmente. Allora, tantissime persone a Vicenza, tante persone a Padova. Vorrei capire da Chiara Gaiani se alla fine, in questo momento, dunque, c'è il blocco delle merci, ma rispetto a quanto abbiamo visto, essendo stato in diretta anche quella mattina, rispetto al blocco del porto di Marghera, che poi portò a una situazione di tensione perché i manifestanti volevano non entrare ma portare uno striscione probabilmente nelle vicinanze o quasi all'interno del porto di Marghera, e quindi poi ci fu la tensione, lo stato un po' di tensione, l'uso degli idranti eccetera eccetera. In questo caso l'azione si sta svolgendo tranquillamente, il blocco c'è però di fatto, cioè non ci sono merci in entrata e in uscita. È tutta paralizzata. Non ci sono merci in entrata e in uscita, è una situazione davvero paradossale. C'erano anche molti dipendenti prima affacciati alle finestre. Al mezzogiorno di un venerdì mattina normale, questa non è una situazione di questa area di Padova. Qui siamo nel cuore produttivo della città. Immaginatevi un interporto che movimenta 400.000 container all'anno, lo abbiamo passato dietro a noi. Adesso si gira Sandro Ponchio, così vi fa vedere anche tutta l'immagine del corteo. Noi ci troviamo nella carreggiata opposta proprio per raggiungere la testa del corteo e per continuare a fare immagini. Il mercato agroalimentare praticamente chiuso, nessuna auto che si muove su Corso Stati Uniti, che ve lo assicuro è una delle strade di collegamento più importanti della zona industriale di Padova, che porta tra l'altro al casello di Padova zona industriale davvero
davvero questa è una situazione paradossale, quindi l'obiettivo dichiarato di bloccare l'interporto è stato assolutamente raggiunto. Vi aggiungo anche che le fila dei manifestanti si sono andate man mano ingrossando, tanti studenti che in corteo si sono mossi da Piazza Garibaldi diretti al portello hanno raggiunto questo corteo all'interporto. Direi che la questura ha diffuso un comunicato proprio pochi minuti fa parlando di 2000 persone presenti, ma il numero è stato dal mio punto di vista sicuramente superato. In questo momento, come potete vedere dalle immagini di Sandro Ponchio, davvero di fatto tutta l'area dal mercato agroalimentare fino alla rotonda dove ci trovavamo prima, quella che è stata invasa di via dell'elettricità, è un lungo serpentone di persone davvero di tutte le età. Ci sono i Cobas, ci sono gli studenti anche che si sono aggiunti. Allora Chiara, torno da te fra poco perché mi dicono che siamo a ridosso ormai dell'incontro tra Mestre e Venezia sul Ponte della Libertà. Vediamo se riusciamo a raccontarlo bene in diretta. Vedo ancora un po' di strada però. Ilaria. Sì, Nicola, eccoci qui. Allora, quanto manca l'incontro? Allora, come vedete, alla mia destra credo che meno di 5 minuti e i due cortei si incontreranno. Allora, noi ci troviamo esattamente dove eravamo poco fa, quindi a metà del ponte. Sì, esatto. Vi facciamo vedere quanto manca. Circa pochi metri stanno per arrivare. Dall'altra parte invece con Venezia li stiamo vedendo i veneziani arrivare, perché si vedono anche i fumogeni che hanno lanciato, mentre qui da noi avevano iniziato a sparare poco fa dei petardi, e si stanno avvicinando per incrociarsi per l'incrocio tra i due cortei. Allora, Filippo, vediamo da te, raccontiamo intanto, in questi prossimi minuti resto con voi per raccontare l'incontro tra le parti. Allora, noi siamo, come vedete, oramai quasi arrivati. Facciamo vedere da parte di Edoardo quanto ci manca all'altro corteo. Tra poco veramente potremo finalmente stringerci la mano qui sul Ponte della Libertà, e diciamo che sta crescendo anche l'entusiasmo da parte dei manifestanti, perché, come si era detto, non si era mai vista una manifestazione di questo genere, cioè due cortei che partivano, uno da Venezia e uno da Mestre, occupando il Ponte della Libertà e incontrandosi a metà di questi 4 chilometri che separano la laguna dalla terraferma. Tra l'altro c'è anche da dire che c'è stato un piccolo problema, da quello che abbiamo capito, al furgoncino che sta guidando il corteo, che infatti viene spinto a mano dai partecipanti perché c'è stato un piccolo... e ha deciso di andare in panne proprio nel momento topico di questa manifestazione. Comunque noi proseguiamo nella nostra camminata, e come vedete, e come vi dicevo anche prima, adesso vedete che sentiamo già i primi festeggiamenti che arrivano dal gruppo che sta giungendo da Mestre, perché oramai ci siamo. Ah, ok, quindi queste sono dei petardi sparati in aria. Benissimo, allora restiamo qua un attimo. Come? Stiamo con voi mentre... Ci sono dei fuochi d'artificio, ecco, ci sono dei fuochi d'artificio. Benissimo. Sono fuochi d'artificio, non so se riuscite a vederli attraverso le riprese di Edoardo Paris, e c'è poi chi non ha trattenuto l'entusiasmo, per cui sta correndo avanti rispetto a noi. Dietro, vi ricordo, abbiamo un corteo che ha oramai abbondantemente superato le 5.000 persone, sono almeno 6.000 quelle che stanno marciando alle nostre spalle per congiungersi con gli almeno 15.000 che stanno arrivando da Mestre. Allora Filippo, volevo chiederti, no, tu diciamo sei veneziano, insomma, abiti a Venezia e ben conosci i veneziani. Questo corteo, dici, di tutti veneziani, ti fa pensare, no? L'hai detto prima. Sì, dovrebbe
peraltro far pensare anche a Mestre, a Vicenza, a Padova, a Treviso, cioè in tutti i luoghi. Anche qua stiamo rispondendo con dei fuochi d'artificio, eccolo, mentre vediamo, è un momento, devo dire, veramente molto bello, e che vi stiamo raccontando. In effetti è un corteo storico, una cosa del genere non si era mai vista. E sì, stavamo osservando proprio questa cosa, come noi vi abbiamo raccontato altre manifestazioni molto partecipate, ma io non ricordo manifestazioni così partecipate che si tenessero in contemporanea in tutte queste città, e questo significa che tutte le persone che sono dietro questi fuochi d'artificio che stanno scoppiando adesso sono tutti residenti di Venezia, così come quelli che stiamo per incontrare sono tutti residenti di Mestre, così come in piazza a Vicenza ci sono i vicentini, a Padova i padovani, a Treviso i trevigiani, per cui evidentemente, ed è una buona notizia, perché lo scopo naturalmente di questa manifestazione è di protesta e di solidarietà nei confronti di una tragedia immensa, e di fronte a questa tragedia la gente sta dimostrando una sensibilità straordinaria. Prima sentivo anche Antonella Tocchetto che ricordava magari come forse 30-40 anni fa ci fossero state manifestazioni così partecipate. Bisogna ricordare che però 40 anni fa c'erano anche delle frange violente in chi manifestava. Noi invece vi stiamo raccontando delle manifestazioni a cui partecipano decine di migliaia di persone, in cui non c'è stato un disordine, non c'è stato nessuno che ha mancato a quelle che sono le regole. Sta arrivando lo dico a Edoardo perché sta arrivando il furgoncino, per cui non vorremmo essere investiti. Allora vedete che dall'altra parte noi vediamo il furgoncino, il nostro gemello che sta arrivando da Mestre. Oramai mancano pochi istanti e avverrà l'incontro che, come avete visto, è stato anche festeggiato con lo scoppio di alcuni petardi e di fuochi d'artificio. Il Ponte della Libertà, che divide Venezia dalla laguna, sul Ponte della Libertà in questo momento ci sono più di 20.000 persone che si stanno per incontrare e che stanno manifestando la loro solidarietà al popolo di Gaza, la loro contrarietà alla guerra, la loro voglia, diciamo, di un futuro diverso. Possiamo essere veneziani, mistrini, italiani, israeliani, però prima di tutto siamo esseri umani, ed è questa probabilmente la lezione che arriva da oggi, una lezione di umanità per una causa che è una tragedia che ha colpito profondamente tutti. E allora, Filippo, non avrei saputo dirlo meglio. Restiamo con queste immagini, allora, restiamo solo con le immagini in questo momento, lo dico anche a Francesco Ceron. Posticipiamo poi l'inizio della prima edizione, perché fra poco l'edizione straordinaria si trasforma in prima edizione, ma non possiamo non testimoniare in diretta l'incontro fra le due parti, quindi restiamo in diretta. Volevo un attimo intanto sentire anche i nostri due ospiti. Fra poco potremo dover commentare anche qualcos'altro, perché fra poco ci interseca anche la politica, perché lo dicevamo, oggi è il giorno anche in cui il centrodestra decide ufficialmente chi è il candidato governatore per il centrodestra. Ci siamo. Ecco qua, allora vediamolo in diretta senza commenti. Vediamolo in diretta senza commenti. Venezia e Mestre si sono incontrate sul Ponte della Libertà. È molto simbolica questa cosa, come dicevano Ilaria Marchiori e Filippo Fois. Allora facciamo così, abbiamo visto in diretta l'incontro, fra pochissimo torniamo proprio lì per raccontarlo, ma è il momento allora di trasformare questa edizione straordinaria. Se ci avete seguito, siamo qui in diretta dalle 9:20 con i nostri graditissimi ospiti, che ringrazio per essere con me da quasi
da quasi 3 ore. L'edizione straordinaria si trasforma in prima edizione, ma è soltanto una questione proprio grafica. 2 secondi di pubblicità, abbiamo testimoniato in diretta l'incontro tra Mestre e Venezia sul Ponte della Libertà, ci torniamo fra pochissimo. Restiamo però con i nostri ospiti e probabilmente c'è anche un'apertura, una pagina politica da commentare fra pochissimo. Allora, pubblicità e poi riparte la